stidi e luna china dormi piduzza tra li cuscina la finiscedda a vaniduzza e io cassuta c'aspetto a tia sogno vento che t'accarizza la tua facciuzza e la tua gizza sogno lo sonno che t'addormisce quando lo giorno scura e finisce. Rapi sta porta che sogno ca fora, rapi sta porta che non viu l'ora, Non viu l'ora di stare con te, rapi sta porta peduzza mia. non viu l'ora, amore mio, l'ora di stare con te. Notti di stidi e menù l'inciuri e io ca fora t'aspetto amori Tra le mie braccia ti voglio avere, l'amore mio non può mai finire. rapi sta porta che sogno ca fora, rapi sta porta che non viu l'ora, Non viu l'ora di stare con te, rapi sta porta peduzza mia. non viu l'ora, amore mio, L'ora di stare con te. Non viu l'ora di stare con te, rapi sta porta peduzza mia. non viu l'ora, amore mio, l'ora di stare con te. Adesso è un grande sospiro perché questa sera è una puntata molto molto particolare. Sì, Molto, sì, molto ma una bella. per chi non lo sa, comunque, perché poi si va in diretta, sembra che tutto è facile, Eh. ma mamma mia, quante ne abbiamo passate, e ancora non è detta l'ultima, ma Sospiri. intanto proviamo a collegarci, vediamo chi è venuto a trovarci dentro. A sorpresa? No, non penso. Con il grande, abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi il grande Salvo Piparo. Vediamo. Salvo. Fammi sentire che parli. No, non si sente la voce, non si sente. Non si sente di nuovo la voce. Ecco perché sospiri. Hai visto perché sospiriamo? Vediamo. Non me lo dire? Non si sente. Anche perché in anteprima, quando noi ancora doveva partire il programma, si sentiva la No, ma voce. lui si era fatto sentire prima, questa è la cosa, Eh. è la cosa buffa. Prova a richiamare di nuovo, ricollegarti di nuovo, noi intanto ci inventiamo qualcosa. E allora,
Salvo Piparo, che dire su Salvo Piparo? Tu hai... Intanto mandiamo un piccolo inserto così sciogliamo, sciogliamo il ghiaccio. vediamo se lo insertiamo. Vediamo se insertiamo, dai. Anche Allora perché, partiamo dall'inserto. Mi sa che stasera inserteremo. anche perché inserto mi fa ricordare sempre Sì, che il nostro significa questo- inserto? Inserto, vedremo se insertiamo proprio. Sì, Franco Fasano, Indoviniamo, Franco Franco Fasano. Quinto capitolo dello scordabolario, il vocabolario delle parole palermitane scordate, oggi dedicato alla parola soldi, i soldi, vedete il prurito, dice quando uno fa poi pascelle cose, diciamo, intende dire che cerca soldi, ma sono infiniti in palermitano i modi per dire questa parola soldi, per dire agrascia, fammi ingrasciare in mano, significano che cercano tutti i soldi, a moneta, i piccioli, classico, i piccioli, cerca piccioli, a lanna, a pila, cioè a pelicedda, tutti cercano pelicedda, mia moglie un'ave pila, quella è un'altra pila, la pila è il lavandino, i tubeatti, tutti cercano soldi, i tubeatti, oppure a sgay, per non farlo capire, cecco sgay, oppure a saime, quelli che vendono pane con la minza dicono ma a saime, oppure i chiova, chi dei ferramenti, quelli dei ferramenti dicono rammi chiova, a scaglioala, vedete quanti modi ci sono per dire soldi, tutti cercano soldi perché da noi proprio il denaro, da noi è latitante, sì, il denaro è latitante, da noi i soldi sono latitanti, sì. Il denaro, in particolare. È vero, Matteo? Io sono d'accordo sul fatto che ma... noi siamo proprio alla ricerca dei soldi. Sì, dei soldi. Sì, Dei soldi perduti, si può dire. Ma tanti sono alla ricerca dei soldi perduti. del denaro e dei soldi. E dei soldi. E vabbè. Vediamo se ce l'abbiamo. Allora, noi abbiamo un audio, ma abbiamo Allora, mi sentite adesso? Noi ti sentiamo, ma non ti vediamo. Se attivi la videocamera... Allora, noi questa sera abbiamo un problema. Sì. O lo vediamo o lo sentiamo. Secondo me Salvo gioca con noi. Sì. Può essere magari... come dire, ci fa degli scherzetti. Siamo su scherzi a Piparo? Siamo su scherzi a Piparo. Scherzi a Piparo. Salvo! Hai un altro telefono? Allora, No. ragazzi, ho cambiato 2 volte telefono e sono col telefono di mia moglie, tra l'altro, ma io vi vedo e voi non vedete me. Sì. Ed è stranissimo. Ora ti sentiamo. Sono uscito prima. dal Prova a vedere collegamento- se c'è un quadratino nel telefonino e No, riusciamo... no, il quadratino... Il quadratino? Intanto arrivano i saluti da Agrigento. Agrigento che ma è un nostro... Agrigento è un nostro... provincia di... Agrigento, provincia... vediamo se sei preparato. Allora, essendo nella zona... Allora, la Sicilia è composta da tanti lati, giusto? Sì, Per cui, come i diceva... lati sono 3. I lati sono 3. 3 per 2, 3 latate, un per 3 con il allora, resto di Agrigento 2. si dovrebbe trovare È nella uno provincia, perché è vicino alla parte da Dabbanna, come si suol dire. da Trabana. Cioè, Per noi cui... in questo momento Allora, vediamo, ci diamo dovrebbe le- essere vicino... Noi diamo le spalle. appartiene anche a Sciacca. Provincia Provincia di di Sciacca. Sciacca. Agrigento è in provincia di Sciacca. No, io sono preparato per la Sicilia. Era logica questa cosa. Adesso ci siamo, puoi caricare, mettere e caricare. Vediamo, ti vediamo e ti sentiamo. Non ti muovere più. Oh, Pillarma benissimo. cadere a Dio. Fermo come sei. Allora, siamo qua, dai. Oh. No, No, non toccare aumentalo tu il niente, volume. Non toccare niente. Noi siamo felici così. Va, perfetto. Salvo. Ma come fai ad avere una barba così nera? Cioè, io non riesco a mantenerla. Ho solo la metà dei tuoi anni. Ah, questo è... Maurizio, perché ma tu hai visto? me la sono... Ma te la sei cercata? Me la sono cercata. Vabbè, ma non si dicono l'età... No, non si dice l'età di quelle che... quelle con la barba bianca. Quelle con la no. barba- Potrebbe essere, Maurizio, potrebbe darsi che tu abbia 20 anni e che io ne abbia 10. Ah, ok. Ma No, ti sei... ti sei ripreso alla grande. Allora, vai. possiamo dire una cosa, noi stasera con Salvo dobbiamo fare tutto all'infuori, cercare di provocarlo, Anche perché in due non ci riusciamo. Per Salvo cui- è un grandissimo contastorie, uno che, come dire... No, pensavo dicesse un grandissimo cornuto. No.
Non mi permetterei mai, no. Ho tanto rispetto di te, maestro. Anche perché una querela in diretta in questo modo proprio Sì. registrata. Aspetta che tanto arrivano telefonate. Scusami, sono in diretta No. su YouTube semplicemente, e poi su 20 pagine Facebook, su Radio Guarda, Luigi, posso in dire una Belgio, cosa, su Radio era Studio preparata, Delta era Club. preparata, non è così. Quindi se mi mandi un messaggio ci sentiamo più tardi, grazie. Per evitare che continui a insistere, Leo. Ci sentiamo dopo. Però puoi vedere sempre la diretta in diretta su YouTube, perché Per c'è il vedere che maestro- sei in diretta, che parli in c'è il diretta con maestro lui. Salvo Piparo, ma soprattutto per vedere se è vero quello che ti dico. Ci sentiamo dopo. Ciao. Ma perché non mette la suoneria, tu la abbassi? Cioè, scusa, Intanto arrivano i saluti da Segesta. Giorgio Mandalà, conosci Giorgio Mandalà? Salvo. Giorgio Mandalà del Parco di Segesta, certo. Perfetto. Ed è proprio lui che ti manda i saluti. guarda le mani, guarda quelle mani. Una che volta sono- queste mani non si potevano non si vedere. potevano vedere. Ora siamo arrivati alle mani. E allora, Allora dai, ora maestro, bando agli scherzi. Sì. Finalmente riusciamo a parlare un po' seriamente. Intanto, Siamo finalmente insieme. intanto, Io ho un problema, però vi devo dire subito una cosa di differita, cioè vi sento in ritardo e sento il ritorno della voce. ah, ok. Quindi noi parliamo lentamente. Cuffie ne hai? Accappatoio, No, cuffie, ragazzi. ciabatte? No, vabbè, dai. Non creiamo problemi, per l'amor di Dio. Lasciamo tutto il mondo per come Ora noi ti è. facciamo le domande Ok. e poi tu rispondi. Noi facciamo solo il labiale. Ok. Maestro, intanto, che cosa ha interrotto questa quarantena? Che cosa avevi in cantiere? Su che progetto stavi lavorando? Guarda, doveva uscire ed era imminente l'uscita del libro Lo Scordabolario, edito da Flaccovio. Sarebbe dovuto uscire in una manifestazione culturale palermitana dal titolo Una Marina di Libri il 6 di giugno scorso, ma le cose sono andate diversamente. E allora io ne ho approfittato per ampliare il libro, no? Per ampliare i capitoli dello Scordabolario. Ok, quindi uscirà, come dire, in doppia edizione in questo caso, doppio capitolo. No, uscirà in un'unica edizione più maggiorata. Ah, ok. Con un supplemento. Sì, un supplemento. Con un supplemento. Perché le maggiorate vanno. Sì, però, giusto? se Quindi- vanno le maggiorate. Sicuramente, come dire, ci abbiamo guadagnato noi lettori in questo senso. Allora, scusa, in questo senso... Io ci ho perso di sicuro, Maurizio. Sì, No, possiamo perché fare- poteva essere l'inizio del secondo. Esattamente. Vabbè. Allora, per cui facciamo un'altra quarantena, così lui uscirà con un triplo... Non mi parlare più di quarantene, per cortesia, perché ci siamo persi intanto il libro il 6 gennaio, il 6 di giugno, Di scusi. giugno. E già questo Si è- fa il doppio. No, preferisco che esca un secondo volume, un terzo, ma con tranquillità, non con quello che abbiamo vissuto. Fra l'altro, dico, tu ti sei inventato questo scordabolario che è andato benissimo su YouTube, ma soprattutto su Facebook. Ho visto tantissime condivisioni. Diciamo che sei riuscito ad A unire coinvolgere. la Sicilia sotto questo scordabolario, no? Allora, io non avevo alcuna velleità. Sapevo però che volevo in cuor mio comunicare alle nuove generazioni il piacere di poter raccontare la lingua palermitana senza essere volgare. Un segreto. Com'è nato nella tua mente? Cioè, mentre dormivi, mentre eri in bagno, mentre eri in teatro? No. Cos'è No, scattato? non ho capito perché vai a prendere questi posti No, così. no, non si può mai Perché sapere. se era in bagno diventa giusto. No, assolutamente. A volte dice, mi è venuta l'idea mentre magari facevo la barba. Faccio un paragone. Ah, cantava sotto la O doccia. cantavo sotto la doccia. Così serve anche per capire, magari possiamo provare a farlo anche noi. Scusate, posso dire una cosa così cerchiamo di capirci. Noi non siamo giornalisti, per cui queste domande... Non l'aveva capito. Come non l'aveva Se tu già capito? glielo dici, ora si fa Per una cui generia. queste domande d'autore non è facile che le incontri tu andando in giro. Andiamo a braccio noi, maestro. Proprio... capisci? E io me ne ero accorto.
Ma che figure mi fai fare? Maurizio. Allora, dacci così. Praticamente le cose sono andate così, molto più semplicemente. Alla fine di ogni spettacolo la gente veniva da me e mi diceva: Salvo, ma da quanto tempo non sentivo quella parola che hai detto in quel racconto? Era una parola antica, una parola che diceva mia nonna, mio nonno. Ed è stato così che ogni volta questa cosa era ricorrente e io ho deciso di raccimolare, raccogliere tutte queste parole e di farne tanti racconti, cioè di spiegare anche l'etimologia, l'origine, ma anche in maniera leggera. Quindi dobbiamo dedurre da tutte le puntate che hai pubblicato, dal doppio libro che hai fatto, cioè che tu hai fatto tantissime serate. Tu conta che io è da 10 anni che faccio serate. Mamma mia, quindi come dire. Sì, ma nello stesso tempo mi dà a pensare, cioè che i siciliani effettivamente hanno dimenticato un po' l'origine della nostra lingua, scusa, e questo poi alla fine... No, non è che hanno dimenticato. Allora, noi siamo smemorati di nostro, Confermo. e questo è un dato di fatto. Confermo. E poi noi dimentichiamo dalle cose più complicate alle cose che ci conviene dimenticare. Allora c'è convenienza anche in questo, dai. No. Riguardo alla lingua palermitana, nella fattispecie c'è una noncuranza. Intanto i genitori non aiutano i figli, non li stimolano, anzi li terrorizzano. Ah, A evitare, cioè, devono Io evitare di parlare posso in dire palermitano. che sono uno di quelli. Io sono uno di quelli che aveva la mamma che lo terrorizzava se mai avessi provato a parlare palermitano. caspita, ha sbagliato tutto allora tua mamma in questo caso, non c'è riuscita. No, mia madre ha combattuto una battaglia persa in se stessa. Però è stato un vantaggio per tutti noi poi alla fine. No, ma tu conta una cosa, che io oggi parlo una lingua che non è né italiano e né palermitano. È una lingua, è un po' questo e un po' quello. E dimmi una cosa, fra tutte le puntate che hai registrato dello Scordabolario, qual è quello a cui ti senti più legato, quello che ti dà più sensazione, ti dà più senso di appartenenza alla nostra terra? No, ovviamente ti dico una cosa, non ce n'è una sola. Se dovessi scegliere, Sono legato a ogni capitolo dello Scordabolario, presenta un momento anche della mia giornata, per cui l'arte l'arte del raccontare le contraddizioni, per esempio, è una cosa molto ricorrente a Palermo, in Sicilia, perché noi stessi siamo la contraddizione fatta persona. ok. Ora Maurizio, dimmi. io ti devo chiedere scusa. Chiedimi scusa, tranquillo, lo puoi fare. Perché? Io vi sento male, io adesso vi sento male. E questa è una cosa bruttissima, non c'è mai successo da quando facciamo il programma, non c'è mai successo. Continui a sentirci male? Ragazzi, non vi sento bene. Non ci senti bene. Allora facciamo una cosa, Salvo, vediamo se riesci a sentire questo. Noi proviamo a mandare un altro inserto dello Scordabolario e intanto ti ricolleghi di nuovo. Questa sera da passare nottata, come si dice a Caserta. È una cosa strana, vabbè, ma Stranissima. Ok. Ok? mandiamo L'inserto. l'inserto. La regia regge? Sì, ma perché deve dire sempre regge la Il regia? 31esimo capitolo dello Scordabolario, il vocabolario delle parole palermitane scordate, è dedicato alla parola minne. La donna siciliana fa tutto con le minne ci allatta, ci ristora, ci riscalda, ci conserva i soldi, ci prega mentre si batte il petto, ci sbatte le uova, ci fa i dolci chiamate le minne di vergine.
ci taglia il pane, ci fa gli scongiuri, ci piega le camicie al marito, ci batte la mano per fargli il lisciabussi, dalla polifunzione delle minne, alias il seno, ecco che a Palermo le minne diventano un prefisso. Menne fazzo, menne itta fazzo, menne prio, menne traso, menne niascio, menne vaio, menne acchiano, menne scenno, menne vegno, menne ive, menne fotto. È vero che con un paio di... No, con un paio, Maurizio. Con più paia di minne uno quante cose può... Quante cose può può impiattare, fare può e può impiattare. dire, ma ce l'abbiamo ma- nuovamente, noi- ce l'abbiamo no? Ancora non ce l'abbiamo. La cosa strana è che noi non lo possiamo fare una cosa del genere, cioè non ci riusciamo. In che senso? Perché prendi una parola come ha fatto Salvo e crei tutte queste Queste? No, ora devi finire. tutte queste frasi, Mi ha acchiappata tipo l'ho all'ultimo. acchiappata perché ho dovuto riflettere, lo sai che ho dovuto riflettere. Meno male che il pavimento Ogni è tanto lucido. rifletto. Il pavimento è lucido, quindi tu rifletti. Vediamo. Salvo? Intanto vediamo la tua abat-jour. Si dice abat-jour, no? La abat-jour si vede? La vedete tutti? Noi la vediamo. Sembra anche una medusa, no? Si è bloccato nuovamente, però ce la faremo stasera almeno a salutarci. Lo facciamo noi, noi facciamo un disco Bolario. Disco Inferno. Disco Bolario. Ah, non è vero, so. c'è questo, lui come l'ha chiamato? Scorda, noi- già, noi là no, ci vabbè, siamo. scorda perché ci sta, perché ho già dovuto fare capire perché scorda. Anzi, la pinnola da pigliaste per la memoria? Aspetta, no. Ok, Senti. Salvo, mamma mia, guarda, sembra che siamo a casa tua. uno spettacolo per Tu ora. come ci senti ora? Adesso vi sento bene, ho cambiato di nuovo telefono. Ma scusami, ma tu hai un No, un negozio di un telefoni. negozio di telefoni accanto oppure hai una scorta tipo di cellulare a casa? No, semplicemente palleggiamo i telefoni tra quello mio e quello di mia moglie. Poco fa c'era un ok. ritorno vabbè, fastidiosissimo. Mi dispiace questo, Salvo, ti giuro non è mai... Onestamente mi sta sembrando un lavoro stasera, peggio di uno spettacolo. Anche noi stiamo sudando, te lo assicuro, perché, come dire, noi non siamo dei bravi oratori come te e quindi Per intrattenere il pubblico. parliamo molto lentamente per recuperare tempo, capisci? Così la puntata può durare 2 giorni. No, Ma l'assenza. secondo me voi siete abbastanza preparati per reggere anche il Festival di Sanremo. Invece. Ma, Dopo che è finito, dopo che è finito. Sì, dopo che è finito si il dopo festival possiamo fare. Il dopo festival. L'indomani del festival, quando smontano tutto, noi saremmo come indicati per... Allora, ho visto che avete mandato lo scordabolario del prefisso minne. Sì. Sì, Insomma, ce ne sono davvero tanti a cui sono legato. Per esempio, ce n'è uno che mi diverte sempre tantissimo tanto ed è il verbo tirare, l'importanza del verbo tirare. e noi ti ascoltiamo. Anche perché in Sicilia tirano in tanti. Non lo diciamo, però dai. Allora, a Palermo, per esempio, le fotografie non si scattano, ma si tirano. Tirami Se una vuoi fotografia. fumare, che cosa dici? Quando vuoi fumare, che cosa dici? Dici, mi fa fare un tiro. Se uno è tirchio, è tirato. Ok. Se non ti va di mangiare qualcosa in particolare, che cosa dici? Un citero tanto. Non ci tiro tanto. Se devi dire a qualcuno di chiudere la porta, che cosa gli dici? Tirata la porta. Tirata la porta. È giusto. Se il muratore deve costruire un muro, per esempio, si dice io su muro abbassia ci tiro a occhio. Ah. Questa è più Oppure- palermitana. Oppure l'operato di un uomo si vede alla lunga. Un meglio cavallo si viene a tirarlo a no. Ok. Oppure se gli auguri la morte a qualcuno ci stateranno i piedi. Ok. Ed infine ci sarebbe da raccontare il verbo tirare in versi. Sentiamo. Quindi parafrasando Cecco Angiolieri,
potremmo dire: se fossi fuoco arderei lo mondo, se fossi acqua lo annegherei, se fossi vento lo tempesterei, se fossi miccichè me lo tirerei. No, non mi aspettavo questa chiusura. No, La chiusa, l'hai chiusa, proprio l'hai chiusa. O si apre quando è così, come funziona? Ma guardate che di miccichè non se ne deve perdere neanche un grammo, eh? Ma no, cambiamo discorso perché mi si è annebbiata la vista. Invece volevamo dirti, come c'è troppo Allora. fumo. No. come togliendo il fumo di mezzo per un attimo e i tiri, come immagini questa ripartenza? Cioè, tu riesci a essere da artista fiducioso, nel senso, immagini una ripartenza sia anche graduale, ma pensi magari, che so, in pieno agosto, settembre, che ci sia la possibilità di ritornare alla normalità, oppure È un anno tutto da soffrire, perché questo Allora, diciamo che navighiamo a vista perché ci sono degli avvenimenti che ci lasciano spiazzati, come il portiere davanti ai rigori. Nel senso che ieri a Palermo è stato trovato un rumeno che arrivava da Arezzo sì. ed è stato trovato che passeggiava per Ballarò positivo al Covid. Per cui questo signore avrà contagiato chissà chi. ho capito. Se poi pensiamo che la maggior parte delle persone la mascherina la utilizza ormai come un oggetto da moda, sotto alla bocca, la tengono tutti qui. E quindi è come se questo problema fosse un finto problema. Noi facciamo finta di convivere col contagio. Ok. E poi ci sono delle altre incongruenze. Tu puoi giocare al calcetto liberamente, ma non puoi entrare a teatro liberamente. Diciamo che forse l'arte è una di quelle veramente più colpite La in sta questo paga- senso. la sta pagando più di pagando tutti. tutta, perché No, credo che ci sia un nodo qui da sciogliere. Noi dobbiamo riflettere sul fatto che i tribunali e i teatri sono gli ultimi a ripartire. i tribunali lo Per un posso semplice fatto che capire. sono scomodi. No, Certo, sono scomodi. sono scomodi sicuramente, per cui basta rinviamo. Il teatro è una grandissima camurria, perché il teatro dice cose che non potrebbe dire chiunque altro. Lo fai tu con la musica e io con il punto. Perché sotto forma di E satira. in più i teatri chiedono dei finanziamenti. Per cui abbiamo un costo, diciamo. Sì, quindi conviene tenere intanto i teatri chiusi, gli artisti che possono evitare di fare arrivare in modo diretto i messaggi o quello che pensano, e quindi, come dire, Il tribunale perché devono condannare o meno. e per ora non è il momento, perché da condannare ce ne sarebbero tanti, e quindi prendiamo tempo. Ma la giustizia oggi è in bilico quanto la sanità. Sì, Sulla sanità privata si potrebbero scrivere trattati in questo momento. Dico, Solo non che- spetta a noi che siamo altro, noi siamo Piparo, Calandra, e Calandra per la maggior parte della gente probabilmente siamo degli intrattenitori. In verità siamo anche noi quelli che tirano questa carretta che si chiama Italia. Solo che il governo questo non ce ne dà atto, il governo ci tratta da animatori, con rispetto parlando per gli animatori. assolutamente, ma io mi ricordo una frase un po' infelice, un pensiero anche agli artisti che tanto ci fanno divertire, e là ho capito e sto capendo in questo periodo di quarantena che io pensavo che quello che facessi io fosse anche come un lavoro, come altri, invece mi sono reso conto che non ho niente in mano, che non abbiamo niente in mano, non abbiamo futuro. Io in questo momento mi chiedo spesso,
ma io che cosa devo fare da oggi in poi? Non abbiamo serate, non abbiamo impegni, è saltato una intera stagione, anni di sacrifici, come dire, aspettando che quest'anno sembrava un anno veramente, intanto parlo per noi, come dire, uno di quelli indimenticabili Per e positivo al molto massimo. propositivi, e poi ci siamo ritrovati con un pugno di mosche in mano, ed è molto triste questa realtà, quindi riusciamo a Allora, capire e a Maurizio, cogliere. ti posso garantire una cosa, caro Maurizio, che i Calandra ripartiranno e ritorneranno a fare le serate che facevano prima del Covid. Lo faranno perché la gente ama Maurizio Calandra e la coppia Calandra, così come io posso avere il piacere di essere fermato per strada da delle persone che mi chiedono: Piparo, quando la rivediamo in scena? Il problema è che ci sono delle linee guida in questo momento che le istituzioni hanno dettato per buttarci una zappa ai piedi. Sono le istituzioni che non vogliono far ripartire l'economia di molti settori, diciamocelo. Quando invece in difetto sono proprio le istituzioni che dovrebbero chiudere le compagnie aeree, dovrebbero chiudere lo stretto di Messina, e in Sicilia noi non avremmo mai chiuso nessuna attività se lo avessimo fatto in illo tempore. Ma guarda, ci sono stati dei casi delle regioni in Italia che hanno avuto un contagio, 3 contagi, e hanno fermato un'intera regione. Cioè, sai cosa Hanno significa fermato mettere in ginocchio l'economia. l'economia di una Come regione, diceva Salvo, tutte le Allora attività? chiediamoci ragazzi una cosa, chiediamoci se avessimo avuto noi il ruolo che ha avuto il Nord ci avrebbe aspettato? sì, con i carri armati. Ma guarda, noi già siamo isolati così e non abbiamo avuto quello che abbiamo avuto, Ma quindi proprio perché siamo isola avremmo dovuto isolarci. in questo E non caso ce l'hanno noi, permesso. in questo caso Sì, noi, in questo caso noi. noi. Ma guarda, io così serve solo per non fare eventualmente polemiche. Il sindaco di Messina, c'è stato un momento che poi è stato attaccato da tutti, anche dai siciliani stessi. Il sindaco di Messina, se mi permettete, se l'è giocata male. Sì, Non lo so se sì. l'ha giocata male, però a un certo punto aveva detto chiudiamo tutto. Io non so se ha sbagliato il tempo, il modo, però ha lanciato questo messaggio tutto sommato salvo. La regola della buona educazione non deve essere mai violata. Io posso fare satira e posso scherzare, ma non devo mai essere volgare. Ok. E questo vale per tutti, anche per il sindaco di Messina. Quando scadi nella volgarità hai perso la credibilità. E poi alla fine dico questo, alla Ma a fine pagarne poi siamo sempre noi sempre noi, cittadini ne comunque, paghiamo poi esatto. Ovviamente sempre. sì. Il Non c'è problema è stato questo, nessun coordinamento nazionale, come dire, ma anche regionale. A questo sì, punto, ma Maurizio, sono scusa. saltati un po' tutti gli schemi, quindi, come dire, questa situazione mi ha fatto sentire ancora di più solo, perché se tu non hai le istituzioni che ti guidano, che ti dicono realmente cosa fare, e poi ti ritrovi in uno stato confusionale, come ci siamo venuti a trovare tutti, come dire, è un po' difficile da digerire. E io questa quarantena non l'ho presa tanta bene, ancora mi faccio tantissime domande che spero, dico, un giorno possano Avere delle risposte. possano avere anche delle risposte. Maurizio, ti posso garantire che siamo entrati nella storia. Seppur una pagina triste e nera della storia, ma siamo entrati nella storia. Quello che è accaduto oggi noi ne parleremo per moltissimo tempo. Le conseguenze dell'economia purtroppo le avvertiremo per lungo tempo. Per cui ha voglia di parlarne. Tu probabilmente ci scriverai una compilation nuova tutta sulla crisi del Covid. Sì, no. Io vorrei dimenticare. No, ma invece no, Però- parlarne, No, no, parlarne lo è so. importante, Sì, lo so, perché noi Maurizio. faremo finta di Anche per dimenticarcene. esorcizzare, il ruolo di voi artisti è quello di esorcizzare i problemi. E voi con la musica ci riuscite benissimo. Ma tu pensa, Salvo, che qualcuno dei nostri amici, giustamente su chat, visto che non potevamo vederci, ci mandava a dire: ragazzi, ma perché non fate un brano sul Covid? Perché non fate un brano sull'epidemia, sulla quarantena? Ti giuro,
non avevo nessuna voglia, non mi ispirava niente, non vedevo questa voglia di creare appunto un momento così triste. Poi magari, non so, in futuro magari mi verrà, però in questi momenti... E io guarda, perché ti dico questo, noi questa quarantena, malgrado abitiamo sopra e sotto, non ci siamo visti realmente come tutti, abbiamo rispettato Cioè, abitiamo nella stessa scala. i protocolli. Per Per cui... più di 70 giorni non ci siamo, non ti dico quasi telefonati, Ma quasi. ma c'è stato anche un momento di crisi matrimoniale in questa quarantena. Oggi siamo qua e infatti questo programma nasce proprio per evitare di entrare in depressione, perché in teoria noi, come tanti artisti, io ormai la sera vado a letto alle 3, alle 4, tanto domani mattina io non ho niente da fare. Io domani mattina non ho niente da fare, non so cosa fare. E quindi ci siamo detti, creiamoci questo appuntamento, scambiamo due parole con gli artisti, proviamo a capire anche dall'altro lato che cosa pensano, cosa faranno, come ripartiranno, per evitare di entrare in depressione. C'è una cosa che può sembrare stupida, ma è così, è così. Noi siamo circondati dalle contraddizioni. Io vi capisco e avete ogni mio appoggio, e anche quando troveranno il vaccino, anche quando tutta questa storia finirà, io sarò a vostra disposizione anche in maniera solidale. Però è comprensibile essere un po' arrabbiati, è comprensibile prendersela con le istituzioni quando le istituzioni hanno fatto finta di prendersi cura della gente. Conte parlava di milioni di euro, di fondi di milioni di euro, quando poi sono arrivate le bollette ancora più salate. Quindi sono un bluff, la politica è un bluff. Salvo. Mi do morsi da solo, mi do morsi da solo. Adesso io non voglio fare un nemico della contentezza. No, vabbè, no. Però è normale, ci No, sta, anzi sei molto calmo e tranquillo. Io ti dico nell'esternare la Allora, tutta... facciamo una cosa, se vi va vi leggo il 22esimo capitolo dello Scordabolario, che si chiama, intitolato La fame a Palermo si chiama Pititto. Leggici, così entriamo nel clima anche noi, ci abituiamo. Vabbè, già ci siamo, Sì, per cui ma- è di facile apprendimento. Trovi un terreno Allora, molto fertile, guarda. Il 22esimo capitolo è dedicato alla fame, perché a Palermo la fame si chiama in tanti modi, perché la fame è tanta. Da noi a Palermo la crisi della fame si chiama anche malura, sghibbia, nisba, patate, belle pira, pane alive, pane schitto calaritto, pane cutietto quando c'è. Siamo in mezza asciata, ne passiamo a scimmia e ne passiamo, nella cama saita, nella cama. A mare siamo a mare, siamo con cozzo lampione, muro con ospedale. E finisse di cucinare, ammuttamo fumo calzanna, ve finio a mia reca, ma mangiassimo con te chiura, a pecore magra, un cecco puro, succatevo un piono. Ma io dico una cosa, tu come dire, attingi comunque dalla gente che ti circonda. Ovviamente Come fai? queste parole sono ovviamente il parlato di tutti i giorni, appartengono al parlato, al chiacchiericcio. Tu cammini per strada e quindi puoi afferrare una parola e poi puoi fare un lavoro. No, Perché volevo chiedere a Salvo, visto che intanto si è fermato, ho una grande memoria, appunto, o deve camminare con un oppure taccuino, un tacchino. no, un tacchino quando si ha fame, Parlavamo di Pititto con un tacchino. e deve scrivere tutto questo, perché Sì, io... hai proprio la perché- stessa. Tu hai il quinto sesto. No, Tu hai il quinto sesto.
Ragazzi, Oh! Ah, aspetta, Ci no, si- no, allora, commentavamo, ti stavamo commentavamo. facendo una domanda in due, pensa. Cioè, Pensa che io l'ho già dimenticato quello che stavo l'abbiamo dicendo. pensata in due nello stesso istante, quindi ti lascio E si fa capire cric e croc quando come si fa? l'intesa. ditemi. Tu sicuramente avrai una grande memoria, cioè nel senso che senti una frase, te la memorizzi e poi la porti a casa, te la registri nel telefonino, hai un tacchino, no. come si dice? Taccuino, Un taccuino. taccuino su cui prendi degli appunti. Come? Assolutamente no, ma questo è il palermitano parlato. Sì, ma io pure sento parlare i miei paesani, però magari dico sì, questa parola è interessante per un brano, poi dopo 2 minuti la perdo, cioè forse il teatro comunque aiuta, scusa. devi avere una grande memoria per fare teatro, uno dei motivi per cui io non l'ho fatto. Non è solo questo? Sì, poi era solo l'altezza, mi hanno detto che Solo l'altezza? non arrivavo neanche a Ma vedere guarda, il gobbo, però solo per questo non hai fatto il io teatro? non ho fatto teatro per la memoria e per E l'altezza. per l'altezza, ma Se no avrei fatto teatro. io pensavo per altre cose, vabbè, però fa niente. Con altre cose cosa? No, dico eventualmente pensavo per altre cose. No, ma ora mi dici Ma una cosa? preparazione tua, hai studiato recitazione, ti sei mai calato nei panni di... Io mi sono calato. Mi sono sempre calato. Dico, io non ti ho visto mai su un palco a recitare, sui palchi a cantare, diciamo sì, anche lì abbiamo la nostra... A cantare il raio, lo sai, non... Non ha importanza, però dico, non ti ho mai visto calato nelle parti di un attore. Perché siccome ho dei vuoti di memoria, non mi sono mai avvicinato, secondo me, uno, come dire, degli aspetti artistici più completi. Secondo me uno quando fa teatro sa tenere bene un palco, sa intrattenere le persone, riesce a vedere il tetto della casa di Salvo Piparo, della stanza dove ha il suo studio, Cioè, quando, facendo teatro. facendo teatro. Ho capito. Va bene, no. Solo per capire, noi stasera giustamente noi per ora siamo su un palco a recitare. Ma perché il palco solo è di legno. sì, stiamo è di legno- recitando perché Salvo, abbiamo bisogno del tuo aiuto. è di legno originale. Cioè Perché come- stiamo perdendo un po' il filo No, tranquillo, del il discorso. filo lo riacquistiamo, intanto leggiamo qualche messaggio. Ci hanno offerto, poco fa si parlava di fame, di petitto, una pizza dalla Slovacchia, Giuseppe Trento che Ragazzi, salutiamo. Salvo! E stasera facciamo tipo le allora, frecce. Mi dispiace davvero, purtroppo ci sono stati degli altri problemi tecnici e il mio telefono ci ha abbandonato, ho preso l'altro. Ecco. Va bene, Ah, bene. vabbè, Salvo. Allora, noi volevamo sapere questo invece. E poi ti lasciamo tranquillo. Ditemi tutto. Ecco, Quando è il tuo prossimo spettacolo? ecco. Il mio prossimo spettacolo è il 25 luglio a Valderice. Ah? Valderice, per cui nella Valderice. A Valderice. nostra Allora, provincia. tu intanto una data ce l'hai? No, ma è una cosa. Solo questa, ho soltanto questa. No, e noi siamo felici. È nell'anfiteatro di Valderice A allora. Valderice, all'anfiteatro? Sì, Ok. credo quanti- di sì, non me lo ricordo. Così, per le normative che ci sono ora, solo per capire, quanti posti fa il teatro, lo sai, ti ricordi? Allora, io non ho preso io la serata e non Sì. me ne occupo io. Se ne occupa mia Vabbè, moglie. dici escitene No, alla ma grande. penso non farà No, almeno non ne ho idea, non ne ho idea. Non non è, farà non, è, mi- non per lo cui- mettere in difficoltà. No, non che è per mettere in architetto, difficoltà, è geometra, è ingegnere. non ci siamo capiti, è solo per capire un teatro che può contenere 1000 persone, in quel caso quante persone potevano o se possono assistere a uno spettacolo. Allora, Ma noi io intanto... credo 300. Credo 300. 300. Per cui è già una buona percentuale, considerando quello che si Sì, sente magari in le giro. mettiamo... Infatti, vi voglio dire una cosa, la nostra fortuna è quella di poter prendere qualche spettacolo in estiva, perché Sì. in inverno le cose sono molto peggio. Lo sappiamo, lo sappiamo. Io ho saputo di un teatro a Palermo, 750 posti circa, 100 posti? 120-130 persone, quindi sarà un po' difficile. Il Service. teatro biondo diventa di 200 posti. Mamma mia. Per mamma cui mia. è Ma è come dire una grossa mi questo mi fermo qui. Sarà come dire una lotta al massacro perché si dovranno, Ma- come dire, Ma io penso che un artista, se vuole un cachet onesto per poter continuare a vivere, sopravvivere, con quanto si dovrà pagare? No, quanto- credimi, è tutto messo in discussione, non ci sono cachet che si rispettino. ormai è saltato tutto. Perché Sì, sì. ti dico questo, dal fonico al service
L'unica cosa certa, io leggevo oggi, ad esempio, che mi sembra è aumentata la SIAE, cioè se tu richiedi addirittura per i DJ addirittura c'è un aumento di 100 euro sulle bordereau SIAE. ecco, Quindi, visto la grande mole di lavoro che c'è, aumentiamo le tasse. salutiamo la SIAE che garantisce tutti gli artisti. Ma lo Se fanno hai un per... biglietto tasse. E c'è stata vicino in questo momento così difficile. Però possiamo fare una cosa noi. Intanto invitiamo più di 300 persone, Massimo. 301, 302, Non dobbiamo sparare di tanto, a Maurizio. vedere il tuo spettacolo il 25 di luglio all'anfiteatro o comunque a Valderice. Di Valderice, sì. Invitiamo tutte le persone in ascolto che vedranno comunque la puntata a seguire il canale YouTube e Facebook di Salvo, Salvo anche Piparo. perché lì c'è tutto. Là c'è tutto lo scordabolario, poi uscirà anche il libro e quindi Ma invitiamo a comprare il libro. invitiamo anche a comprare il libro. Che dirti? Mi parlo pure cinese. Che Intanto dirti? ditemi solo che ci verrete anche voi a Valderice e magari può nascere anche una cosa lì sul momento. Ma guarda, Sì, guarda. Salvo- Tra l'altro Giorgio Mandalà ha scritto proprio questo. Cioè, chi è quando Giorgio Mandalà? Chi è, scusa? Giorgio Mandalà è il proprietario del teatro di Segesta. Addirittura. Sì, ora... Allora mi inchino a Giorgio Mandalà. No, io invece so che Salvo ha un incarico molto, molto forte a non Segesta. non salvo. Comunque salvo dove c'è teatro, dove c'è anfiteatro, hanno fatto la sapete storia. Sapete che c'è? Vi dico una cosa su Segesta. Io sono stato ogni anno in cartellone al Festival di Segesta. Ah. E il Festival di Segesta lo mettono in piedi con 1000 sacrifici. Quest'anno se ne parla, ma non è detto che questa stagione possa partire come sempre. Per cui c'è un grande punto interrogativo anche per me. Va bene. Vabbè, noi Ritorniamo sempre. no, non torniamo indietro. Girando, Salvo. si Intanto va a finire sempre in un... Allora, noi vediamo se il 25 non ci entra una serata. Ok. Ma tu no. Ma perché? No, se ci entra una serata, No, dico, tu intanto vuoi andare a contrastare proprio Salvo il 25 magari tu metti caso che tutta l'estate ci entra una serata sola. il 25. Lo vuoi vedere tu? 25 di luglio noi prenderemo, e noi non possiamo essere presenti. prenderemo solo questa serata. Io mi auguro. Io sì, intanto di me la segno per venire a Valderice. Noi ti verremo a trovare, ti faremo una sorpresa, se ti fa piacere, ci sono i presupposti, canteremo Comunque, anche qualche brano. Vi dico questo, a sentire parlare qualche dirigente della regione Sì. che voleva fare il simpatico, una volta mi ha detto questo qui, dice, ma perché voi artisti pure mangiate? No. Faccelo conoscere. Lo invitiamo a casa. Lavoratori. Va bene, Salvo. Grazie intanto per aver accettato l'invito. Spero, come dire, sia stato un momento di sfogo, di scambio. Di scambio. E magari tutte queste problematiche però sono servite anche, come dire, a conoscerci nel momento pure tragico delle dirette. Però ce l'abbiamo fatta. Però ce l'abbiamo fatta. È come... Però io devo fare un plauso a Maurizio che assomiglia tantissimo a Robert De Niro. Da stasera però, Ci manca qualcosa? Quando era giovane. addirittura. Allora, quando... Poco fa, ma visto? No, mi è piaciuto a me, sai so, perché? lo La so chiusa... in quale film si riferisce? No, Quale io invece, film? io invece ho visto la chiusa... Missions. La chiusa di Salvo, The la chiusa di Salvo è stato per l'apertura, ti ha dato da una persona molto grande, la chiusa è stata da giovane. Da giovane. Da giovane, per Io cui non voglio immaginare Robert De Niro da vecchio. chiudiamo. Chiudiamo. Salvo, però io non volevo, come dire, somigliare a Robert De Niro. No. Io cercavo di somigliare a te, ma vedo che non ci sono riuscito. Quindi No, una... guardami, io sono un, come diceva mio nonno, para scuparu caibonaro. Ti dico l'ultima cosa e chiudiamo. Su questo chiudiamo veramente. No, lui è loquace. Io sono andato a cercare alcune foto tue. Ti dico che tu sul palco, le foto, le luci, le espressioni, cioè veramente sei, come dire, un condottiero sul palco. Esci bene come immagine.
Quindi Sai, il teatro è un luogo magico e la polvere del palcoscenico ci rende a tutti quanti più espressivi. va bene. Vabbè, ce la prendiamo Non questa. pulire più a terra, qua, Assolutissimamente. lascia tutto, perché sennò l'espressività nostra si va a perdere. Ma già è persa. Salvo, salutaci la tua famiglia e grazie per, ripeto, questo momento di condivisione. Ci vediamo il 25 a Valderice. A Valderice se non prendi la serata. Se non prendo la serata. Ciao, Ciao, ciao. buona serata. Secondo te quante possibilità abbiamo di Arrivederci. prendere? Ciao, 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 ciao. Salvo, è stato un piacere. Quante Salutiamo possibilità? a Giorgio. Sì, Giorgio, Ciao, Mandalà. Giorgio. Ciao Giorgio. Ma questo non è Giorgio però. No, ma con tutti questi fiocchetti, Giorgio. Che succede? Giorgio, ma hai perso i capelli? Non sono Giorgio, Ah, non sei Giorgio. Ah, lui è Cluney. Clune... sono Giorgio. Glutei? Sei Quali Giorgio? glutei? Cluney. Giorgi Glutei. Cluney. Clune. Ah, Cluney. I Cluney Tunes, i Cluney Tunes. Come Cluney Tunes? È un cartone animato. Non lo i conosco. Cluney Io, Tunes. io non guardo queste cose. Allora, Salvo, io so che Ehi, noi non facciamo serate. C'è un minuto, più. Salvo è andato, non c'è più Salvo Piparo. È un altro Salvo. Stasera siamo salvi. Capito? Cioè siamo a salve. Ok, va bene. siamo proprio salvi. Io so per voci, come dire, di corridoio, perché noi abitiamo nel corridoio, quindi ci arrivano le voci. Vabbè. Maurizio, Che non facciamo più serate, perché le stai facendo tutte potete tu. togliere l'audio e la mia immagine perché io cambio. So che ti sei messo a cantare musica siciliana e sei entrato in tutte le hit padelle, Come giusto? hit padelle? Il padelle. Hit padelle. Scusa, Perché- Maurizio è un nostro concorrente proprio diretto. No, invece è come dire. No, non sono concorrente, Giuseppe. Non Sto sono scherzando con Allora, questo considera scherzando. che Salvo in questo periodo di quarantena si è inventato un personaggio simpatico per parlare di cucina, per parlare di prodotti Locali siciliani. siciliani, per rilanciare il Io compro siciliano. E devo dire che ha avuto, come dire, un buon seguito, considerato che è una cosa che è nata quasi quasi per Di scherzo. getto. Ha avuto anche delle interviste importanti, è stato contattato da più autori televisivi, ha avuto tantissimi complimenti per quello che lui ha fatto, ma basandosi sulla semplicità, perché ripeto, Salvo fa tutt'altro nella vita, però mi sembra che sia uscito, come dire, fuori qualcosa di carino. Intanto come ti possiamo trovare sulle pagine social? Allora, sono presente come il pastaio matto intanto. E già il nome è pastaio bellissimo, già questo l'hai indovinato a prescindere. Cioè, solo- scusa, io conosco poco Salvo, per cui devo chiedere. Il pastaio matto. D'accordo, ma Salvo che cosa fa di preciso nella vita? Lasciando stare questo momento che tu hai. Il pastaio. Ah, il Ma pas- no, cosa fa nella vita? Cioè, Lo possiamo dire? Certo, no, non lo voglio Sì, sapere. sì, lo possiamo dire tranquillamente. Diciamolo Maurizio, allora. possiamo- Tu fai il vetri? Il vetrinista, io sono vetrinista per una nota azienda italiana e mondiale, Ah. lo possiamo anche dire la Rinascente, quindi Ah, non... va bene, no. Tranquillo, anche Ecco, perché è propositivo, è anche lo rinascente. sai perché volevo sapere questo? Perché avete spiegato così in due parole che lui è riuscito a fare una cosa sulla cucina, penso, sui prodotti, Sì. sulla cucina siciliana. Era una cosa che avevi dentro, nascosto, che bevi No, l'aveva dentro perché quando lui ha cucinato la pasta, l'aveva a casa. è stato- No, la pasta sicuramente aveva la scorta, Maurizio, come tutti. E che cosa aveva No, dentro? no, dentro, proprio dentro di sé. È una cosa che tu pensavi di fare o è nato proprio in questo periodo di No. quarantena? E allora, diciamo che il periodo che siamo stati tutti un po' a casa me l'ha aumentata, nel senso che comunque io il suo progetto sulla pasta già ce l'avevo da un po' di tempo, in quanto diciamo che sono tra virgolette un nipote d'arte, perché i miei nonni combattevano con la pasta praticamente, Ok. avevano un'osteria a Monreale. E quindi, come ho anche detto altre volte, io da bambino, quando andavo a trovare i miei nonni in osteria, mi divertivo a impastare. Quindi, sta cosa diciamo che dentro già ce l'avevo. Possiamo dire avevi le mani in pasta, giusto? Mani in pasta, bravo. Ok, va bene, ci siamo. Mi Poi- stupisco di me. Ma io ho studiato quello che Mi stupisco di io me. non sapevo che c'era Salvo stasera, ma ho studiato Salvo doveva esserci, ti spiego, doveva esserci venerdì o giovedì. o giovedì. Però che noi... siccome
non lo possiamo dire ancora. Perché non lo possiamo Non lo dire? diciamo. No, non lo Non lo diciamo. No, non lo diciamo. Ma Non sabato lo dici. ci sarà come dire, un grosso evento attorno a noi, poi ne parleremo, lo comunicheremo a ridosso e quindi dobbiamo preparare questo evento che non è musicale, comunque No. parla di noi, parla sempre di musica, ma non è serata in questo senso. E quindi giovedì e Certo. venerdì salteremo La puntata. la puntata. Va bene. Ma parlando di te, stavamo dicendo, Ma tu, niente. in quarantena ti è venuta questa idea, hai acceso il cellulare, Sì, hai creato diciamo che questo sto personaggio l'avevo in cantiere. Mi piaceva l'idea del siciliano, perché io, come voi, mi piace assai il discorso folcloristico siciliano, mi piace molto il discorso. Per esempio, io ho una vostra canzone, è la mia colonna sonora, La Lo so, Taranta di Lo Spicchio. ho Io visto quando tutte le tue faccio- dirette. Ah, visto in cucina, la davanti allo spicchio ci sta. Ci sta, e devo dire che piglia assai, come si suol dire, nel Ah. senso, quando io faccio la diretta e parto con la Taranta dello Spicchio, voi non avete idea di quanto messaggi mi arrivano in privato, L'hai preso perché acchiappa in una maniera, come si suol dire dalle nostre parti, esagerata. Aspetta, ti facciamo una sorpresa. Anzi, pensa, l'hanno fatta pure a noi, perché noi abbiamo una Perché noi regia. abbiamo una regia che si chiama non più regia che sorpresa. Sì, ma una regia che regge. Guarda, cosa Ma è io non riuscita. capisco, Maurizio. Mentre noi parlavamo, è riuscita a scovare un tuo video. Quindi lo facciamo sentire e vedere. Ma io non capisco perché tu devi dire sempre che... Stirrucci, ciao amici di Stirrucci, come state? Spero tutto a posto. Vi volevo dire una cosa, ma perché andate in giro? Perché andate in giro? Non c'è motivo, è tutto chiuso. Fate come me, state a casa, cucinate, fate le melanzane, fate la pasta al forno, fate una torta, ma vi prego, state a casa, non andate in giro. Io vi prometto che quando finirà tutto organizziamo una bella festa. Chiederò al sindaco, all'istituzione di organizzare una bella festa e io vi faccio una bella pasta. Mi raccomando, ma state a casa. Un grande abbraccio dal pastaio Matto. Ciao a tutti. Mi devo togliere una questo curiosità. era- No, mi questo devo era lo togliere una stato curiosità. embrionale, ancora doveva nascere il personaggio, perché lui esce con questi colori, Sì. esce con la nostra musica, esce con delle fotografie dei piatti che cucina che sono veramente invitanti, e su questo io ti faccio i Sì. complimenti perché hai indovinato Grazie, tutto grazie. fino adesso. Però mi deve togliere una curiosità, Salvo. Visto che tu Sì. fai il pastaio matto, per cui abiti in cucina in questi momenti, giusto? Quando fai quello... Sì. Ma come fai Sì. a stare così in linea, così in forma? Quando io che non sto in cucina, purtroppo... Non lo so, che cosa c'è dietro? Quale segreto hai? Allora, il eh. segreto non c'è, perché Non c'è. comunque sembra, ma io la panza ce l'ho. Ma che dico, dici? Non si vede, Non cazzo. sono non si vede. mandolino, non sono- Scusa, non si vede non si perché, vede niente. perché Sono tirato, Giuseppe, guarda. Ma nel video poco fa era all'inizio, forse ecco, lo stato embrionale, ancora la pancia non c'era, ho capito. No, comunque. No, vabbè. Ma invece raccontaci Diciamo- che cosa è successo di bello in questo periodo. Se non ricordo male, ti hanno chiamato qualcuno degli autori di Made in Sud, è vero? Ti hanno fatto delle interviste, il cuoco Peppe Sì, Giuffre. no, ho avuto una serie di contatti, ma a livello, oltre diciamo Fil Rouge, mi ha chiamato pure Peppe Giuffre, mi hanno chiamato diversi per delle interviste, per dei servizi, ma tutto è nato anche dal fatto che comunque io i miei video che posto, poi taggo, ma per una questione di visualizzazioni, non per altro, poi dico... Se da cosa nasce cosa, come ben sappiamo tutti, che ben venga, che taggo naturalmente per far visualizzare i miei video determinati personaggi che poi loro vanno a vedere, dico. E quindi si innescano quei meccanismi, tu lo sai, poi i social sono molto Intriganti. Va. Produttivi. Allora, sai, No, ma il no, fatto, ma- il no, fatto ma che io parli ora, di io cucina. ora io taggerò Carlo Conte. Tagli?
Conte. Meglio se tagli a Giuseppe Conte in questo Ma momento. se taggo In questo Giuseppe Conte- momento meglio Giuseppe Conte. Meglio Giuseppe perché tu dici che mi darà qualcosa Giuseppe Conte? No, ma intanto lo Sì, tagli. Vichina, Ah, Perché- intanto sai che io ci Perché sono. Carlo Conte che cosa ti darà? Neanche Sanremo conduce più, no. Quest'anno neanche lui c'è. No, non No. c'è Amadeus. Ame. Tagga Ah, Amadeus. Amadeus. tagga- In Amadeus. questo momento vedi? Amadeus è quello che tira. Io già avevo sbagliato tag. Hai visto? Devi Devi fare un altro Perché tag. poi i tag bisogna ma lui- stare attento a chi si tagga. A Una- chi si tagga, vero? Un'altra attack può fare, un attack. Va bene, sa, Scusa, scherziamo, ci giochiamo su. No, sì, ma scherzare perché il momento è quello che è, No, no. dobbiamo scherzare. Perché e mi fa dobbiamo essere piacere, no? soprattutto ottimisti. Mi fa piacere che appunto taggando le persone che giuste, in questo caso come hai fatto tu, sei riuscito effettivamente a coronare anche un sogno. No, coronare. No, 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 Ma no, no, scusa, no, di no. quan- No, no, dico, oltre, guarda, oltre- non oltre alla niente, visualizzazione, oltre alla visualizzazione che tu speravi, però sei riuscito anche ad avere un contatto diretto con quelle persone che hai taggato. Sì, no, questo sicuramente, anche perché quando per esempio io cucino giornalmente, io posto questo piatto perché mi sono dato una scaletta, taggo per esempio anche alcuni personaggi della ristorazione di un certo livello, quale può essere Alessandro Borghese, Tomei, Bruno Barbieri, ce ne sono diversi, dico Filippo Lamantia che è un nostro conterraneo siciliano che io diciamo stimo e ammiro moltissimo, con la speranza, chissà, magari qualche giorno anche stare mezz'oretta in cucina con loro, giusto per dire ho appreso qualcosa da loro, perché comunque dietro a tutto quello che sto facendo c'è un progetto, dico non prendiamoci anche in giro, nel senso tutto quello che fai lo fai anche per un in piccolo previsione, ritorno che in previsione futura, certo. sì, dico, il passaio matto io vorrei che diventasse col tempo, se è possibile, un brand, chi lo sa, boh. E allora, E Salvo, poi, considera, brendi oggi, brendi domani. e brindiamo sempre, no, no. Dico, E prendiamo sempre. E brindiamo sempre. Senti, Salvo, invece così al volo, così poi ci salutiamo. Ci puoi dare un consiglio, una ricetta al volo velocissima, così per... Cosa faresti ora domani, domani cosa prepari? Qual è il piatto del giorno? Domani. Ecco, facciamo Mercoledì Allora. 17, ad esempio. Che piatto ti Mercoledì inventeresti? 17 uscirò con le reginelle, Ah, la pasta caspita. chissà tutta bella curvata, che praticamente preparerò un pomodorino fatto pelato particolare, perché poi io faccio le rivisitazioni, io non vado dietro un ricettario, leggo, Ok. no, io vado a getto, nel senso, Sì, perché le cose poi per le quello getti, che- le getti Perché non sono buone? no, le getti nella pentola. Va a Ah, getto. scusa, getto no, no. nella- Giusto. Esattamente. Perché io non sono bravo a E cucinare. Avremo con questo sughetto che verrà buonissimo, una buona burrata, una di questi prodotti che io sponsorizzo, perché poi nel frattempo sono arrivate le collaborazioni. Ma io Ecco. dico, E là ti volevo. Perché? Perché sono arrivate le collaborazioni. Ci sono delle aziende che, come dire, sono Hanno state puntato, sono state colpite dai video, da quello che prepara lui, e si sono Esattamente. avvicinate, e quindi lui in un certo senso porta anche avanti, come dire, alcune aziende siciliane. Esattamente. Che Ok. poi io per esempio ad alcune aziende siciliane ne approfitto, visto che c'è questa possibilità. Io quando dico alle aziende siciliane sono disposto a promuovere i vostri prodotti, credetemi, ve lo dico con tutto il cuore, lo faccio senza nessun interesse, visto il momento e il periodo, nel senso che io basta che ho i prodotti dell'azienda e li sponsorizzo, Certo, il io minimo. non voglio nient'altro, nel senso che comunque, visto che io in 2 mesi da 300 follower sono passato a 4300 follower, evidentemente un Qualcosa è motivo ci successo, sarà. certo. Io No. quando dico alle aziende, e invece mi ritrovo che ho un'ottima collaborazione, per esempio con un pastificio toscano, che dico, cioè proprio perché non c'entra con la nulla. Sicilia. Non c'entra nulla. No, con la Sicilia c'ha semplicemente a che fare che prende i nostri grani. Grani. siciliani Ah. di Emilia a Castelvetrano e la lavorano
a Chianti in Toscana. Ok. Però a livello di pastifici siciliani non mi contatta nessuno e questo mi dispiace perché E allora noi facciamo, comunque cogliamo anche l'occasione. Lanciamo un messaggio. Un messaggio, cercate intanto sui social, su Instagram, tu vai fortissimo, il pastaio matto, vedete un po' quello che fa, vedete se, come dire, se rientra anche nel vostro... Se vi cattura con i Se suoi vi- profumi e Sicuramente. colori, ecco, anche profumi, no? E quindi io dico alla fine, intanto aiutiamoci a Vicenza, come... No, no, Maurizio, in Sicilia. A vicenda, scusami, A no, Vice- no, no, ecco, no. no, Ah, Sono- sì. Aiutiamoci a vicenda e poi penso che un'azienda comunque inviare dei prodotti per avere comunque in cambio la pubblicità senza nulla Ma chiedere, facciamo un riscontro. poi è sempre un Ma discorso di assolutamente no. poi è sempre un discorso No, di, ma guarda, di non dimenticarsi No, mai no, no, Salvo, Paolo, che hai- la ditta che eventualmente manda i prodotti ha un riscontro per quello che tu stai facendo, non tu. Non Ma tu. sicuramente sì, perché comunque oltre io quando posto i piatti di pasta, io praticamente metto in evidenza le aziende mette la taranta. e di conseguenza le visualizzazioni che Piano vanno piano. circa al migliaio di visualizzazioni per piatto di pasta. Non è poco per Per un'azienda salutarlo. che vuol farsi della pubblicità gratuitamente, perché poi alla fine, credetemi, io non voglio un euro, nel senso, in questo momento a me serve che uno mi sto divertendo, due sto portando avanti la mia bella isola perché io la amo, la Sicilia, e di conseguenza voglio aiutare in questo momento chi fa difficoltà a vendere determinati prodotti, perché io lo dico sempre, io compro siciliano, tutti dobbiamo comprare siciliano, italiano, dico non andiamo oltre, però io compro siciliano. E quindi anche mi noi, e dispiace anche noi. quando non ho riscontri locali, però tutto Guarda, sommato guarda. le collaborazioni ci E- sono. noi- Su questo- su su- questo non ti creare problemi, anche Potremmo noi- fare una puntata a sé. Noi cantiamo siciliano, ma spesso lavoriamo, All'estero. all'estero, quindi Vabbè. come dire, All'estero. però non bisogna mai mollare, bisogna avere No, lo no, spirito no. giusto come quello che stai avendo tu, e questo ci dimostra ancora una volta il sapersi reinventare, ok? Esattamente. Chi lo sa? Bravissimo. Io credo comunque in quello che stai facendo, a partire dal nome, dal logo, dal brand, da quello che farai, sicuramente avrai, come dire, ti prenderai le giuste soddisfazioni come merite, perché ci stai investendo tanto in tempi e in sacrifici Grazie mille. e in quant'altro. Noi ti salutiamo, guarda, se riusciamo a mettere un attimo, vediamo se riconosci questo brano. È stupenda per me. E noi su queste note ti salutiamo. Salutiamo la tua splendida famiglia e ci vediamo presto. Ciao Salvo. Ciao Salvo. Ciao. Bocca al lupo, il pastaio matto. Ciao ciao. Ma lo sai Maurizio, ho pensato, Dimmi. in questo momento, visto che... Ma perché non ci mettiamo in cucina? Hai visto i followers come sono aumentati subito? La gente ha fame. Ma pure noi, cioè il guaio è che se noi ci mettiamo in cucina non riusciamo a preparare i piatti, già mangiamo prima di preparare, cioè possono vedere solo i piatti vuoti. Vuoti. Vabbè, sicuramente Anche perché io ti faccio un paragone, Mm. ti faccio un paragone. Io non potrei mai cucinare una pasta con la cipolla perché non mangio cipolla. Vabbè, ma Quindi la mangio rischierei io, di la mangio cucinare- io. Io rischierei di cucinare Tanto, solo quello tanto che... non c'è nessuno, No, noi no, possiamo andare avanti solo tranquillamente. quello che piace a me. Per cui, Ma visto che parliamo di prodotti siciliani e made in Sicily, che c'è? ma chi c'è meglio del maestro Peppe Arezzo? Peppe Arezzo è in diretta con noi In stasera. diretta, Pino, e tu pensa che tu non sai cosa ha fatto per collegarsi in diretta con noi, ma noi non lo vogliamo dire. Perché? Maestro! Maestro! Ci sono? Alla grande, vediamo se la regia riesce ad avvicinarti ancora un po' di più. Guarda, noi vogliamo in primo piano il maestro No, perché Peppe. poi magari sfalsa il template, solo un pochino, se la regia riesce ad io avvicinare. Tu non ti posso muovi. provare ad avvicinare. Stai fermo, No, stai no, fermo. no, maestro, no. stai- Stasera ne abbiamo viste di cotte e di crude. Non Parlando- c'era mai successo. parlando di- Ho sentito, ho visto e ho sentito. Spero che andrà tutto bene. Io sono messo fermo tra un telefonino messo in bilico tra una cassa e una... Ma in bilico mi ricordo. Ciao Calandri! Ciao. In bilico mi ricordo un brano. Non è in bilico.
Ok, hai visto? Ma non è imbilico. Imbilico. No, obilico. Imbilico. No, fermo. Allora, io tra altre cose in questo momento intanto vi saluto, vi voglio fare capire che sono messo col telefonino al contrario che non vedo e nel monitor c'ho la vostra diretta YouTube, ma non è Mamma insieme. mia, Quindi mamma. c'è ancora l'immagine di prima mentre ancora state parlando di cipolla. Però Maestro, tu che lavori dentro lo studio di registrazione sai benissimo poi alla fine come... Domani metti tutto in sync, tutto domani. in sync. Ci pensi tu? Allora, se volete avvicino un po'. Provaci, vediamo. No, va bene così, Maestro, bellissimo. No, ma è giusto fare vedere le bellezze siciliane. che No, guarda. ma la cosa importante è fare vedere come avviene anche il nostro programma, tutto live. Guarda, ok? Maestro, mi fai 2 noticine, vediamo, così. Quello che ti... come si dice? Io se li posso fare, ma ho paura che va tutto. Allora, Ok, vediamo. ti faccio questa proprio per te, dedicata a te. Ci vediamo. No, va bene così, Maestro, bellissimo. No, ma è giusto fare vedere le bellezze siciliane. No, ma la cosa importante è fare vedere come avviene anche il nostro programma, tutto live. Ok? Maestro, mi fai 2 noticine? Solo che se voi parlate, io se li posso fare, ma ho paura che va tutto. Allora, Ok, vediamo. ti faccio questa proprio per te, dedicata a te. Ci vediamo. No, va bene così, Maestro, bellissimo. No, ma è giusto fare vedere le bellezze siciliane. No, ma la cosa importante è fare vedere come avviene anche il nostro programma, Vabbè. tutto live. Ok. No, c'è un po' di macello. Guarda, verremo Vabbè. a fare questa puntata a casa tua, te lo giuro, perché... Allora, intanto già lo stesso fatto che dite casa mia è casa vostra, quindi Grazie. ci vediamo insieme. Grazie, maestro. E allora... Come che state? discretamente male, dico io, per... Già per- discretamente male già è positivo. per sdrammatizzare. Invece chiediamo a te, tu che comunque giri il mondo e sei impegnatissimo in tantissimi concerti, in tantissime manifestazioni, che cosa ha bloccato questo periodo invece nei tuoi progetti? È tutto. Praticamente, anziché girare il mondo, me ne sto a casa. Questa è la differenza più... manca molto, però a dirvi la verità io volevo dirvi una cosa su questo periodo, sulla quarantena, che è una cosa un po' romantica, un po' che sembra una cosa così banale, ma per me banale non lo è stato. Io ho passato 2 o 3 mesi forse tra i più belli della mia vita, perché ho avuto a casa mio figlio che sta a Bologna, ho avuto mia figlia a casa 24H24, mia moglie. Questa riunione di famiglia non capitava non è mai successa e mai succederà, perché è appunto causata da un problema sicuramente negativo, e siamo stati bene proprio perché non abbiamo avuto nessun tipo di problema di salute, per carità. Quindi non vorrei che si travisi questo che sto dicendo. Cioè, No, riusciamo a capire quello che vuoi dire. Per alcuni è Io, stato, come dire, un sinceramente- riscoprire nuovamente la famiglia, lo stare insieme. Questo sicuramente... ma io mi sono ritrovato a giocare a carte, mi sono ritrovato a giocare a ping pong con le padelle nel tavolo della cucina. Cioè, Ma anzi, la bisca clandestina che... No, che- non si dice. No? Perché... no. L'hai Però chiusa era quella. sempre tra di noi, quindi i soldi, diciamo, giravano sempre, Sempre in all'interno. famiglia. Ah. Sempre in famiglia. Diciamo che girava l'economia a a casa. Casarezzo, a Casarezzo. Ma facevo girare l'economia, cioè davo e prendevo. Ma anche perché possiamo sottolineare che la famiglia Arezzo sono Mamma mia. tutti artisti. Mamma mia, che famiglia. Qua è pieno, è pieno. Io guarda, in questo momento mia moglie che fa lezioni online a casa di danza, perché capite bene il motivo per cui non le può fare nel suo Tra l'altro, habitat salutiamo naturale. tua moglie. Anch'io la saluto. e mio figlio, che sapete benissimo, anzi poi vi ricordo un prossimo appuntamento, quando mi farete la domanda qual è il prossimo appuntamento. Ok, Dobbiamo fare. Aspetta, io me la scrivo. Scrivetela perché la sennò dimentico. poi la dimentico. Ci sarà un momento particolare. Mio fratello, che è uno scrittore ed è quello che scrive tutti i testi dei miei spettacoli, e anche fa lui una sua attività di scrittura creativa che è straordinaria, un po' segue le orme di mio padre, quindi
qua si respira tutta un'aria assolutamente artistica. E noi possiamo No, no, confermare... che la cosa triste in questo momento, visto che parliamo di artisti, che è la categoria che è stata più bistrattata, più, che appunto ha raccolto meno di tutti in questo momento, giusto? Ma sai, io penso che tutto derivi sicuramente da un fatto di estrema ignoranza. E quando parlo di ignoranza parlo di tutte quelle persone che ancora trattano l'arte come un passatempo, con una cosa futile, con una cosa che fa appunto divertire e animare. Questo secondo me è solo questione di ignoranza, non è altro. Dimenticandosi molto spesso che dietro c'è un indotto che gira. Ma oltre all'indotto ci sono tantissimi sacrifici. Cioè... Sì, ma considera tutto quello che c'è No, dietro ma uno spettacolo, tutto quello che... io penso che comunque nel 2020 non è più giustificabile una persona che pensa che ancora l'arte sia un passatempo, quindi penso proprio che queste persone dovrebbero stare a casa e non parlare e non dare consigli o quantomeno farsi fatti propri. Questa Guarda, è sicuramente la cosa. voglio andare anche un po' controcorrente, nel senso che Sì. un po' di colpa comunque ce l'abbiamo noi artisti, perché non siamo mai riusciti a farci rispettare no, sotto certi aspetti, sì. ad inquadrarci anche sotto una categoria, a richiedere comunque i giusti contributi, a metterci in regola con tutti i dovuti criteri, perché, come dire... Ma diciamo che c'è anche una concorrenza proprio all'interno Sì, degli ma in questo artisti, caso- ma molto spesso è sleale, appunto per mille fattori. Per cui Ma sempre per ignoranza, Sì, ricordiamo. per l'amor sì, di Dio, ignoranza. sempre per ignoranza. Io credo che le collaborazioni comunque aiutino a crescere, aiutano Assolutamente. ad immagazzinare, ad apprendere, e non ho mai capito, anche perché una cosa che io amo dire spesso, Giuseppe, scusami e poi ti faccio parlare, che forse l'arte... Ma tu sei il padrone di casa oggi, che No, scusa, no, scusa no. L'ospite è sacro però, L'ospite è Peppe. sacro. Forse, dico, non voglio sbagliare a parlare, non voglio essere frainteso, ma credo che la musica sia un linguaggio universale, sia stato, come dire, Ma una di quelle allora, cose io che... ho paura sempre di dire cose banali, ma è un linguaggio dell'anima e non c'è altro linguaggio che quello. Io l'arte vista come musica, come cultura, come pittura, come scultura, scusami, è quello che noi siamo dentro, è quello che una persona che non riesce a parlare con le parole riesce a dare con la propria arte. Allora lì io mi rendo conto che i poteri dell'arte sono talmente tanti e talmente meravigliosi che chi non le capisce Via, lo via. so. Ma No, infatti, noi- in nome della musica, ho visto io salire sul palco gente che magari, dico, gli stati sono in guerra e nel nome della musica salgono sullo stesso palco, condividono, emozionano, si emozionano. Vogliamo Quindi- dire alla fine che l'arte non ha mai creato le guerre. Io penso che l'arte, ma mai, ma appunto, assolutamente. ed è la cosa Oddio, che... sai cos'è? Mm. Rientra lì anche l'ignoranza. Poi ci sono altri tipi di guerre che purtroppo ci facciamo tra di noi, le cosiddette guerre dei poveri, no? Sì. C'è io Ma tu contro come fai a di sapere te che noi siamo poveri, Giuseppe? Ma perché interrompe il No, maestro lui l'ha sempre? detto, Non ho capito. Sta cosa stava passando liscia, così. Però, alla guerra dei poveri, perché in questo momento mi sto rendendo conto che di soldi non andiamo a parlare, cioè, povertà, diciamo, povertà che qua si gioca non alla collaborazione, qua si gioca più che altro al cosiddetto futticompagno, cioè io se posso, se riesco ti tolgo la serata. Esatto. Perché non si capisce questo? Non si capisce. Io più di una volta ho cercato di creare, di istituzionare delle orchestre con elementi della zona, con orchestre chiamate addirittura orchestre città con solo artisti musicisti selezionati siciliani. Non funziona. Vabbè. No. E lo sappiamo, ma noi ti abbiamo visto dirigere veramente tantissime orchestre, ti abbiamo visto... Scusa, non voglio che però, perché le parole, cioè non è che non funziona perché non ci sono artisti, ce ne sono meravigliosi, cioè io in giro per il mondo incontro solo artisti siciliani ma meravigliosi, cioè noi abbiamo il meglio del meglio, è questo che è il problema. Il problema è culturale, proprio culturale al massimo. Non Quando volendo... io dico ignorante non mi permetto di dare ignorante a nessuno, dico solo che No. nel termine ignoranza è colui che ignora. Ignora, un certo tipo sì, di- sì, non abbiamo banale. capito, Peppe. Ma poi lo sai cos'è, Giuseppe?
alla fine poi sono sempre i risultati quelli che si vedono. Effettivamente oggi che cosa esce dalla Sicilia? Sì, ma nel senso che, sai che ti posso aggiungere anche un'altra cosa, che chi esce dalla Sicilia poi torna in Sicilia col desiderio di produrre e di fare capire, perché ha capito quello che c'è fuori. Chi non esce invece ha voglia di fare il... Ho capito, Sì. sì. Fare da tappo, diciamo. Esatto, Fare da tappo. Comunque chiudere- siete meravigliosi, io lo racconto sempre, ogni volta che vi incontro è sempre al di fuori del piacere, che ogni volta ci scambiamo gli auguri, siete sempre presenti e amabili in tutto e per tutto, ma camminare con quell'asinello per me è una cosa di una bellezza. Io conservo la vostra fotografia con l'asinello e quindi è una meraviglia. Anzi, me lo salutate. Ce l'abbiamo qua, lo vedrai fra poco perché ti arriva dopo il video questa sera purtroppo. Io invece ho un bellissimo ricordo. Ma possiamo dire veramente Noi bellissimo. parliamo, in questo caso è a plurale. Vabbè, o singolare? Calandra è uno. No, ma noi com'è? Anzi, dobbiamo togliere I calandri. i Calandri. Ma tipo è- Giuseppi, i Calandra. Essendo due, come siamo plurali o singolari? No? Eccolo, ho visto. Ok, mamma Beh, mia. l'ho visto ora lo il video. Scusate, io ho una differita ringuardatura. Allora noi abbiamo, visto che lo vedrai fra un quarto d'ora, mandiamo noi un inserto Ok. di un evento importantissimo. Non lo dire però così No, di un evento lo vedrà fra un importantissimo. quarto d'ora Così come lo vedrai fra un sorpresa. quarto d'ora. No, ma lo anticipiamo, dove abbiamo avuto il piacere di conoscerti e capire quanto sei una persona speciale. E questo, credimi, te lo diciamo con il cuore. Tu non sai quanto sono felice invece, perché sulla locandina, sul manifesto che abbiamo creato per questo appuntamento, ho trovato finalmente una fotografia dove non sorridi, perché Cioè, ma l'hai cercata apposta. ed ero felice nel Infatti- vederti in un momento in infatti, cui... quando ho visto quella fotografia ho detto solo loro potevano mettere la fotografia. No, ma lo sai cos'è? Siccome amiamo fare le cose, non dico bene, ma quasi. Allora cercavo una foto dove ci fosse lo sfondo unico, ma tu sei sempre abbracciato da persone, da grandi artisti, ed era difficile da scontornarti, e quindi sul manifesto sarebbe uscita, come dire, male, perché... E sei Ma voi riuscito, potete fare quello che volete. sei riuscito a trovare l'unica foto dove non l'unica ride. foto dove lui non ride, però so che dentro ridevi, anche se... Che più che ride è un sorriso. Un sorriso, un sì, perché no, ridere è una ridere- cosa, sorridere è un'altra Allora, cosa. quella è una fotografia che abbiamo utilizzato proprio per uno spettacolo che sto mandando in giro con mio fratello, che guarda il nome è geniale, lo chiamiamo Arezzo all'Opera. Ok. Perché praticamente siamo noi due che spieghiamo in una maniera nostra, molto personale, le opere liriche. Ok. Quindi diamo una guida all'ascolto, ma in una maniera molto, molto, molto personale. Non ti dico niente, così la prossima volta quando siete in giro se lo avete dato. Verremo a vederti, ma io ti dico che anche questa è un'idea geniale, lo sai perché? Perché molto spesso chi non si avvicina al mondo della musica classica, dell'opera, spesso capire... È per ignoranza. È per ignoranza, È per ma ignoranza. capire, come dire, cosa c'è dietro un'opera musicale. Ma io ho visto, l'abbiamo fatta anche al liceo scientifico, l'abbiamo fatta in posti anche dove dicevo la prima volta che sono entrato ho detto ora non ammazzano, perché figurati fare lì allo scientifico. Però tu ci credi che io vedevo i ragazzi commossi e non se ne volevano andare, quindi vuol dire che è tutta una questione di come uno si porge. Assolutamente. Certo, se tu te ne vai a teatro e mi imponi un tuo modo d'essere al quale io non sono pronto per ignoranza, Certo. a questo punto la cosa più facile che dico è non mi piace. Non mi piace, mi annoio, me No, ne vado. Io non questo mi te piace- lo confermo, perché io da ragazzino, proprio avevo Ah, tu sei stato pure ragazzino? da ragazzino, sì, non Infatti, sembra... questo non lo sapevo. Racconta. Ma neanche io qui. Sono stato, mi hanno regalato 2 biglietti per un'opera e sono andato al teatro, Perché eri grosso. la Madama Butterfly, Ah, per sì. cui vado lì con mio cugino, avevamo 14-15 anni, per cui Spettacolo. ignoranza mia totale all'approccio No, all'opera. erano loro che non erano pronte. Ma no, guarda, noi comunque per farti capire, a metà dell'opera, visto che si parla di opera, ci hanno buttato fuori, perché non Sì, riuscivamo a cogliere, a capire.
giustamente, Ma si è infatti in molti teatri c'è la vostra foto segnaletica. Lo sai, segnalati come casino, questi non possono entrare. Sì. Perché non so, ci mettevamo a ridere, perché vedevamo il tenore, ho detto, caspita, questo che voce ha. Sì, ma è per- purtroppo sai cos'è? Il discorso è sempre là, il discorso è come ti hanno preparato a questa No, cosa. non mi hanno preparato, mi hanno dato 2 biglietti, vai all'opera. Esatto. E io invece questa cosa la sto facendo proprio per preparare tutto quello che c'è dietro un'opera, la storia, cioè dire che per esempio Giuseppe Verdi è stato bocciato in esame di composizione nel conservatorio che oggi porta il suo nome e loro sono famosi. Sì, un po', se io non ricordo male, non so se Einstein è stato bocciato in matematica o ha preso dei voti bassissimi. Sì, ma è sempre così, capito? Però il fatto bello è che bisogna umanizzarle queste persone, cioè Giuseppe Verdi piuttosto che chiunque, ma qualsiasi divo anche della musica pop di oggi, se si umanizza diventa molto più papabile, molto più vicino a noi. Se si divinizzano queste figure è finita. Ma io credo che sia anche una svolta che dovrebbe darsi, come dire, dare il conservatorio. Secondo me dovrebbe un po' cambiare anche la metodologia. Il metodo di Ma non studio. lo sai perché non cambierà? Ma lo sai perché non cambierà? Perché purtroppo il problema è che alla gestione mettono una serie di Giuseppe Conte che dicono che l'arte serve per fare, capito? Sì, ho capito. Sempre per quel discorso là. Beh, Sempre ritornando insieme, perché questo è comunque un pensiero che ci accomuna con mio fratello. È un pensiero, è una cosa che è successa. Cioè, io non ho studiato musica. Perché mi imponevano per un anno minimo di solfeggio. Ma è una scusa perché, ripeto, altri lo hanno fatto. No, va bene, però tu Ti racconto un mio momento. Però Maurizio, sai, quando uno ha la voglia di creare, ha la voglia di suonare e ti limitano, in questo caso tu lo strumento non lo toccavi perché doveva fare solfeggio, io penso che in un certo senso ha frenato un po' quella tua voglia di Ma certo crescere. che ha frenato, anche perché in quel momento un ragazzino che entra a fare musica, entra a 9, 10 anni, 11 anni, gli fai fare solo solfeggio, ma certo che si fa due palle così, ha voglia logico. di toccare i tasti bianchi e neri, bastava la canzone dei soldatini e mi avrebbe conquistato. Ok, invece il problema è il bianco-nero che non riesco a dire, capito? Però io dal tuo studio vedo una preferenza, può essere? No, è sbagliato. La preferenza mia è nero-azzurra. Però lo studio è rosso-nero, quindi sei un per po' essere bianco-nero. Ma tu lo capisci che sfortuna che ha il maestro I Arezzo. tasti bianco-nero, lo studio rosso-nero e lui... Porca miseria. Ma lui non li guarda. Oppure è una tastiera tua proprio particolare, quando Per suoni i concerti sì, almeno se le porta neri e azzurri. gioca in casa. No, vorrei farmela. Allora, Io però purtroppo ancora non l'hanno fatta. stavamo dicendo noi, ci siamo conosciuti in un'occasione speciale, fra l'altro un bellissimo evento, dove noi ci hanno premiati, tu dirigevi quella sera quella splendida orchestra e poi anche c'era la scuola di danza di tua moglie che hanno fatto delle coreografie veramente eccezionali. Io lo confermo, forse è uno degli spettacoli più belli a cui abbiamo assistito, perché usciva tutta la professionalità immaginabile e possibile. Anche se era televisiva nei tempi. Ed era televisiva Anche nei se tempi c'è- ed in diretta. ed in diretta, senza bellissimo. necessità. Noi abbiamo un piccolo estratto, facciamo vedere se la regia... Ma stai parlando di Heritage. Heritage, lo so. Ok. Noi siamo stati premiati lì, per cui... E voi, secondo voi, ora non per te, ma secondo voi, chi ha proposto il nome dei due fratelli con i capelli bianchi e Non mi dire. Questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Lo sappiamo in diretta, Svelacelo. Ti giuro non lo sappiamo. Ma c'è bisogno. Allora ti faccio una passerella. E là, tipo Pippo Ehi là, Baudo. Ma Già vero? l'ho scoperto io. Che Ma bello non c'è bisogno. Mi è bastato dire i calandri. Ok? E già va bene, sì, subito, sì. Cioè non è che c'è stato bisogno di convincere qualcuno. No, ok, Sapevo di trovare degli amici, dei professionisti, delle persone simpatiche, leali, oneste, preparate. Io stanotte non mangio, Maurizio. Io stanotte non mangio. Io voglio morire qui, No. No, io invece stanotte mangio perché... Vabbè,
Anche io non mangio cipolla, Vero? Hai visto? Secondo me anche dentro sei Ma rosso scusa, nero. almeno una cosa. Ma l'aglio sì, però, giusto? L'aglio si ammazza le vermi. L'aglio mi piace, ma non mi piace quando lo incontro perché mi fa impressione, però mi piace. Facciamo vedere questo inserto e poi facciamo qualche altra domanda al nostro grande amico Peppe. Tutto quello che volete. Io a YouTube sono ancora, pensa, alle 9:20. Quando c'è vento nei paesi del sud, basta chiudere gli occhi per sentire un brusio di voci lontane. Scappi Saracina, Pistaracina, scappi Saracina, Pistaracina, scappi Saracina, Pistaracina, scappi Saracina. E chiamo vino un taluvino, e chiamo vino un talutino, e chiove vino, chiove vino, e chiamo vino un talutino, e chiove vino un talutino, chiove vino, chiove vino. Pistaracina, scappi Saracina, Pistaracina, scappi Saracina, Pistaracina, scappi Saracina, Pistaracina, scappi Saracina. E chiamo vino un talutino, e chiamo vino un talutino, e chiove vino, chiove vino, e chiamo vino un talutino, e chiamo vino un talutino, chiove vino, chiove vino. Russo come la mucibetto, russo come sole che si corca, russo come sanguiri rosita, russo come sanguiri veni, russo come la mucibetto, russo come sole che si corca, russo come la rosita, russo come sanguiri veni, russo come la mucibetto, russo come sole che si corca, russo come sanguiri rosita, russo come sanguiri veni, russo come la mucibetto. Beh, fra un quarto d'ora vedrai quello che abbiamo trasmesso, Peppe. No, è appena iniziato. Allora ti raccontiamo noi come finisce, poi No. lo sfumiamo, no, poi lo sfumiamo. No, dai. Sì, arrivato a un certo punto lo sfumiamo. No, va bene. È Peppe. l'occasione che ci siamo incontrati. Noi intanto ti abbiamo visto in uno dei pochi eventi dove ti abbiamo visto, perché poi tu so che non ti sei fermato un attimo, a porta a No, porta. ma io l'ho visto a porta, appunto, con Amy Stewart. Per chi non lo conoscesse, diciamo che Peppe è uno degli arrangiatori, o l'arrangiatore di Amy Stewart, ma hai suonato anche con tantissimi artisti. Oh, io ce l'elenco. Tu c'hai l'elenco? Io ce l'elenco. Non No, fare pubblicità. Qual è quello che ti ha colpito dal punto di vista, che so, canoro, quello che ti ha lasciato o ti ha impressionato più di tutti? Allora, sicuramente avete fatto un nome che è quello di Amy Stewart, che secondo me è la dea della musica. Quando nel lontano 2007 ho avuto la possibilità di conoscerla, ed è stato proprio a Trapani, quindi nel territorio siculo, e dal 2007 che poi sono diventato il suo direttore artistico, il suo arrangiatore, quindi figurati, con lei ormai ci lega un'amicizia
enorme. E per quale motivo è nato questo connubio? Cioè, la cosa che vi ha... Qual è stata la scintilla? Ecco, la scintilla. La scintilla è stata semplicissima, sembra di raccontare una storia che si dice, sai che dove si sentono il colpo di fortuna cosiddetto. Praticamente si fece questo concerto a Trapani, nell'Ente Luglio Trapanese, Ok. era il 7, non mi ricordo, il 7 luglio o 7 agosto, c'era un 7 di mezzo, io ero a Pozzallo. Mi arriva una telefonata, io in costume da bagno, mi arriva una telefonata subito dopo pranzo e mi dicono: stasera vuoi suonare con Amy Stewart all'Ente Luglio Trapanese? Devi essere qui alle 9. Io praticamente cosa ho fatto? Facendo, ma vediamo se ho impegni, io già ero una macchina, ero vicino già a Catania, diciamo come idea. Sì. E quindi mi sono messo a 200 all'ora per arrivare lì e ho trovato una situazione meravigliosa, che è quella che era pianoforte, basso, batteria e poi c'era un'orchestra di 40 elementi e quella sera si doveva suonare con Amy Stewart, un programma che andava dalla canzone napoletana ai classici, al funky e tutto quanto. Facciamo le prove e che cosa succede? Ci accorgiamo che purtroppo questa orchestra era un'orchestra molto molto triste. Ok. Ma triste proprio. Sai quando si dice il violino che piange, ma piange. E allora che succede? Si fa la prova, hai detto mamma mia, hai detto aiuto, che succede? Inizia lo spettacolo, si apre il sipario e facciamo Tonight da West Side Story di Bernstein, quindi apre in grande stile con l'orchestra. Dopodiché lei si avvicina al direttore d'orchestra e gli dice due cose. E io all'improvviso vedo l'orchestra che esce dalla scena. E quindi ho detto, vabbè, farà parte dello spettacolo. Quindi mi alzo pure io, lei viene da me e dice, no, tu stai. Aspetta, aiuto. In quel momento dico, veramente dico aiuto. Cioè, lei non è piaciuta all'orchestra, ha apprezzato per fortuna mia quello che io avevo fatto durante la prova e da quel momento abbiamo improvvisato. Cioè significa avete fatto tutto il concerto improvvisando, perché giustamente improvvisando, lei veniva da me e mi diceva Caruso in sol e andavamo e abbiamo fatto pianoforte e voce. Poi faceva che ti posso dire, cioè impressionante, che per un lato è stata la mia, io ho perso 10 anni della mia vita perché di Sicca io mi gioco tutto perché me lo immagino. Però da quel momento in poi è nata un amore folle, artistico, per cui poi il marito, che è il suo manager, che è il suo tutorare, scendendo dal palco, ha detto, te la senti di organizzare una band per un concerto da fare a Cala di Volpe il 7 settembre, sempre il 7, per conto di Rolex? Ho detto, beh, che sta succedendo? Ebbene, da quel 2007 io sono l'arrangiatore ufficiale, il direttore artistico e tutto quanto. Questo 2007. 7 settembre, Okay, tutto il 7. Tutto 7. Luglio mi sembra che sia Che pure meraviglia, 7. perché questo lo ricordo come quei colpi di fortuna che tu dici, però, sempre per non essere banali, cari miei calandri, io mi ho ammazzato per arrivare a questo punto, proprio per non fare capire agli altri che sono un colpo di fortuna, non si dorme la notte, voi lo sapete benissimo. Ti conosciamo, guarda, perché riusciamo a vedere anche tantissimi omaggi che hai fatto e tributi alle varie a diversi artisti. E quindi questo sicuramente richiede, come dire, prove, sacrifici, arrangiamenti, cioè non ti sei mai risparmiato. Richiede la serietà di un professionista, la serietà secondo me di un professionista è quella di essere pronto in qualsiasi momento. Io oggi avevo veramente piacere di stare con voi, mi sono preparato psicologicamente a stare con voi, capito? Addirittura. Ma tu pensa, io avevo non provato ho mangiato cipolla. Sei stato lontano dall'aglio. Sono stato meraviglioso. E capiterà comunque, e capiterà che faremo qualche cosa insieme, niente per caso, capiterà sicuramente. Guarda, ma noi ce lo auguriamo. Noi ce lo auguriamo, sicuramente non saremo all'altezza di Amy Stewart, perché... ma alla bassezza sì, per cui noi verremo. Sicuramente siete più chiari. Però ti dico una cosa, è più facile che quando canteremo noi
Tu cercherai di correggere, di venire... No. L'orchestra resterà dov'è? E noi ce ne andremo. e noi verremo da te a dirti: Peppe, Continua tu, perché noi ce ne stiamo andando. No, ma siamo Ma no. anche se siamo sposati siamo schietti, Peppe, non Come siamo sposati? No, questa poi te la spiego. Sì? Ho capito. Vabbè, sì. Non è ancora chiarissimo. Senti, ma voi dove state praticamente? Qua, Allora, noi praticamente No, in quel momento là, ma dove? ad Alcamo. ad Alcamo, che è una ridente, dicono, Alcamo. una ridente. Ma tutte le cittadine sono ridenti. E qui, da qui a Alcamo neanche in 5 ore. No, Cioè, ma- è forse più Ma facile tu che raggiungere macchina hai tu? No, Che no, macchina scusa, hai ma tu? ci sono i treni ora che vanno... Sì. E allora 24 ore, raddoppiamo. Ma noi arriviamo via streaming eventualmente. Sì, ma è già in ritardo via streaming. Ma sai che vi dico? Che un'altra cosa positiva di questo periodo è l'avere trovato online tantissimi amici con i quali ho condiviso momenti musicali pazzeschi. E qua ritorniamo, tu hai condiviso momenti musicali. Che vuoi dire? No, dico noi no. No, noi siamo stati, abbiamo fatto, pensa Peppe, abbiamo fatto il primo concerto quando ancora si credeva che il Covid Era una barzelletta, era una festa. Ma perché dobbiamo fare? C'è Sì. il Covid, usciamo lo stesso. E noi abbiamo fatto il primo concerto che abbiamo chiamato. Ma quale? L'abbiamo chiamato comunque. Ma perché mi fai entrare in tutto questo? Lo so, perché la pillola. Non l'ho presa. La pillola dovevi prendere. Caspita. Abbiamo fatto il primo concerto che ci siamo chiusi in questo studio, abbiamo messo una scrivania, abbiamo tenuto le distanze fra fratelli. Sì. Sì. Abbiamo fatto un'ora e mezzo, abbiamo cantato tutto il nostro repertorio. Dopo di ciò abbiamo Dopo di chiuso. ciò abbiamo riflettuto e ci siamo sentiti quasi in colpa, perché ti ripeto, ci siamo sentiti come degli scemi svuotati dentro. Cioè, ho avuto una sensazione così brutta da quel primo concerto che abbiamo fatto, che ancora la gente usciva, ancora non... e noi abbiamo anticipato un po' lo streaming, come si suol dire, di tutti. E poi ci siamo chiusi, cioè non ci siamo più neanche telefonati con mio fratello. Siamo stati 70 giorni e abitiamo sopra e sotto, senza vederci. Cioè, bastava affacciarsi alla scala. Senza Già. chiamare, cioè, abbiamo avuto una sensazione, mi sono sentito come dentro un bunker, e io qua ci vivo, sì, una cosa stranissima. Poi in fase avanzata ci siamo detti creiamo qualcosa, perché sennò noi impazziamo, perché sono saltate tutte le date come un po' tutti gli artisti, e quindi ci siamo chiusi qua assieme a un grossissimo service che ha avuto anche questa idea, ci ha appoggiato in questo senso, e abbiamo creato un mini studio qua con una regia, 4 videocamere, 2 luci, ma abbiamo preso come un appuntamento Ma fisso. infatti io sono d'accordo, sono felicissimo di sapere che in Sicilia c'è gente come voi, perché quando prima parlavo ho visto tutta la vostra puntata e il danno dei siciliani della Sicilia, scusami, sono proprio i siciliani, perdonami se questo gioco di parole. No, ma già... Perché se Continua. succede tutto quello che succede è molta colpa nostra, Questo sicuramente. E quindi ti stavo dicendo, ci siamo inventati questo programma proprio per evitare di entrare in depressione totale, perché come ho detto poco fa, non abbiamo impegni noi. Domani non ho niente da fare, stasera non ho niente da fare, ma almeno 2 appuntamenti settimanali per dire teniamoci impegnati, scambiamo anche 2 opinioni con dei grandissimi artisti, fra l'altro tutti quelli che abbiamo avuto ospiti sono persone con cui abbiamo avuto comunque un contatto, con cui ci siamo relazionati, ci sono rimasti comunque nel cuore, quindi per noi è un momento di condivisione gradevole a prescindere dall'audience, dagli ascolti. No, non miriamo a questo. E di quant'altro, ti assicuro Peppe che non lo facciamo per... ma credo che questo, se uno vive per questo, poi alla fine purtroppo si deve adeguare a certe regole artistiche nazional popolari, invece così uno è libero, tanto dice... Ma che ce frega? Guarda, ti dico questo, l'altra sera abbiamo fatto una diretta con Franco Fasano e Fio Zanotti, abbiamo finito all'1:30, dico...
c'era lo spirito giusto, si No, parlava. però c'era un problema. Lì arrivava, l'audio arrivava dopo un quarto d'ora, minimo un quarto d'ora, per cui... Ma che dici? No, qui considera che in questo Sto momento mi scherzando. state salutando. Cioè, io sto arrivando. No, ma lo sai perché? Perché erano più lontani. E allora Peppe, invece, Ah, cosa sì, stai producendo di bello? Penso che questo periodo di quarantena comunque hai elaborato qualcosa. Allora, ti devo dire la verità, mi sto dedicando moltissimo e proprio mi sta prendendo tanto l'uscita del CD nuovo di mio figlio, di Nico. Ok. E quindi, sai, dovevo uscire a marzo, ma appunto si è bloccato tutto. E quindi a gennaio-febbraio siamo stati a Bologna a registrare a Modena a registrare al Takeaway Studios con musicisti pazzeschi. L'idea è già pronta, è tutto pronto, quindi vi dico in anteprima, ed è la prima volta che lo dico pubblicamente, che il 25 giugno esce il suo primo inedito Il 25 online. giugno. Allora noi facciamo una cosa. Il suo primo inedito? Sì, che è il primo inedito del disco, si chiama Gorilla. Ok, addirittura. ok. Gli arrangiamenti sicuramente sono stati No, curati. no, non non può essere No, male. guarda, no, ti dico di più, questa è la cosa bestiale. Mio figlio fa tutto lui, Io ho fatto il pianista. Ah, solo l'esecutore, diciamo, in questo caso. Semplice esecutore. Tuo figlio ti ha mai chiesto dei consigli? Com'è il rapporto padre-figlio Artisticamente. Il rapporto padre-figlio è come tutti i rapporti padre-figli che fanno la stessa cosa, lignate, sangue, perché c'è passione in tutto e per tutto, però la fiducia e la stima lo si vede dagli sguardi. Ok, ma non può essere Guarda, Giuseppe, diversamente, dico, l'ambiente dove è cresciuto tuo figlio, comunque un ambiente sano, un ambiente positivo. No, Giuseppe. no, però c'è una cosa, maestro, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi e correggimi, spero che sia come dico io. Io ho visto qualche cosa di tuo figlio e lui diceva che è un autodidatta. No, lui era autodidatta, nel senso che quando l'hai visto che è uscito pubblicamente è stato con X Factor Sì. e effettivamente lì aveva preso la chitarra da 2 mesi. Ok. Quindi proprio lavorava così. Ora come tutti i professionisti, ecco, lì sono dentro anch'io, adesso mi ci metto, è una persona matura e capisce che per entrare in questo mondo e voler fare questa cosa bisogna studiare ed essere preparati. No, ma se già lo vedevo da autodidatta per come lui diceva, in quel modo, per come suonava, per come cantava, caspita, se ora siamo invece che studia, significa che tuo figlio è cresciuto tantissimo. No, ma ne sentiremo parlare, non perché è mio figlio, ma perché abbiamo tanti di quei commenti e critiche positive, per cui... Anche perché, dico, tuo figlio è stato sempre vicinissimo, io l'ho seguito ed è stato sempre vicino ad entrare in qualcosa di importante e poi non so... E poi sì... Vabbè, lì c'è una legge E poi sicuramente. c'è stata la zoppicatina, sì. Ma sai, da un punto di vista, a lui l'ha fatto crescere moltissimo questa cosa. E anche questa è una cosa banale che sto dicendo, però i no immediati servono. e tanti, e servono tanto, anche perché lui a 18 anni, come prima volta, esce, ti fa un X Factor, arriva a un mare di visualizzazioni, va all'Arena di Verona, vince il primo premio del Festival Show. Sai, un 18enne... Sì. Ok. Capito? Invece lui ha avuto la cosa di apprezzare tutto quello che gli stava succedendo, di studiare, e adesso penso che sia arrivato il momento giusto, perché ha trovato un management che è meraviglioso, di grandissimi professionisti che io stimo tantissimo. Lui ha firmato con la Flocky Production, che è la nuova etichetta di Ignazio Boschetto, che è un siciliano, che è uno dei 3 ragazzi del Polo. Ok. È seguito da Michele Torpedine, che assomiglia a uno dei Calandri in maniera impressionante. Infatti, non vi dico a chi, però. No, andremo a scoprire. A me no, Torpedine è più lui. Perché mi offendi? Ma no, Torpedine non è una brutta parola. No, Cosa? No. Torpedine è il cognome del maestro. Sicuro? Sì. E fra l'altro Michele Torpedine. Sto scherzando, maestro. Un bellissimo nome della No, discografia ci mancherebbe. italiana. Sì. E sono loro due che stanno credendo nel progetto di Nico, e quindi finalmente il 25 uscirà e ci sarà un live online in streaming, quindi vi invito tutti a vederlo, ecco. Ok, ma invece una cosa, noi prima del 25
riusciamo Sì. ad averlo 10 minuti anche così per fare non anticipare il Ma brano. io posso chiedere a loro perché lui ora è a Modena, praticamente Ok. che succede? Lui da domani è per fare tutte le prove generali e quant'altro. Perché no? Sentiamo. Facci sapere se ci riusciamo, dico anche 5 minuti serve per Sì. come dire, fare un lancio e un buon augurio da parte, Ma Da parte figurati, nostra. da parte Ma nostra. figurati, ma poi è siamo siciliani. Siamo Se non ci siciliani. Lo so, però sai conosciamo, cos'è? noi- Magari si entra poi in certi meccanismi dove Si ci sono dettano delle regole da e- rispettare, noi non vogliamo assolutamente... Quello sì, anche perché mi sto rendendo conto che è un mondo veramente pericolosissimo. Cioè, se uno non sta attento a alcuni meccanismi, succedono tantissime di quelle cose. Però c'è sempre una cosa da dire: siamo siciliani, punto. Quindi ci abbiamo una marcia in più. Va bene, Va va bene. bene, va bene. E noi possiamo fare una cosa, alla regia possiamo dire di mandare cose, visto che parliamo di Nico, mandiamo qualcosa di Nico. Noi... Sì, Poi vai, trovate, guarda, l'audizione che ha fatto lui a X Factor, che No, basta scrivere. Ti dirò, allora Peppe, lo sai perché non abbiamo scelto anche dei video tuoi, ad esempio su Rai 1? Perché c'è successo con Fio Zanotti, ci hanno ci hanno bloccato poi le pagine, eccetera, eccetera. Per Ok. cui... Questi hanno cornuti. rivendicato i diritti, dico come se no, in Ma questo noi caso non abbiamo abusato dei diritti, anzi abbiamo cercato di è un momento di diffusione, ma lo sai, per ora con le normative che ci sono sui canali YouTube va bene. Puoi così. andare, Faccio regia, vedere questo tranquillamente. inserto. Noi parliamo, non fa niente, non fa Sì, niente. sì, ma dai. Gianni non lo... Adesso chiudi gli occhi, vieni con me. Se vuoi, se vuoi, se vuoi. C'è un mare senza fine davanti a noi. Se vuoi, se vuoi, se vuoi. E così sulla spiaggia sono noi. Io e te soli. Cantami la tua voglia di noi due. Sento già la musica. E questa sabbia sa di noi. E questa luna sa di noi. E questo bacio sa di noi. Sì, na, 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 na. E questa sabbia sa di noi. E questa luna sa di noi. E questo bacio sa di noi. La sabbia e il sole addosso, fuoco per noi. Se vuoi, se vuoi, se vuoi. E l'acqua sulla pelle brucia per te. Se vuoi. Allora, vediamo se io mi ricordo qualcosa. Allora, vediamo Durante se questa vuoi. quarantena Vediamo se vuoi. io ho assistito anche a dei concerti, diciamo, live fra Boschetto, Lidia e tuo Schillaci. figlio, Nico. Sì, sì, Lidia, Sì, Schillaci sì, e tuo sì. figlio. È vero? Sì, sì. Ma Sì, sì, questo, sì. questo progetto nasce comunque prima, non è nato in questo periodo, giusto? No, è nato proprio in questo periodo, durante la quarantena. Ah, hai perché visto? erano Allora accadono lì- anche delle cose belle durante la quarantena, quindi questa è una cosa positiva. Assolutamente, assolutamente. Sì, sì, tra l'altro cose tutti siciliani, che meraviglia. Bellissimo, bellissimo. Fra l'altro arrivano i saluti anche da Vito Franzone, che è uno dei collaboratori di Vito. Radio Liegi in Belgio. Noi andiamo anche in diretta streaming su Radio Liegi, su Radio Studio Delta Web, più due canali YouTube e una ventina di pagine Facebook. Quindi cogliamo l'occasione per salutare tutti e per ringraziarli. Veramente, sì. Maestro, è stato un piacere averti qui con noi, speriamo di poterci vedere presto e Ma abbracciarci. assolutamente no, speriamo. Calante. Dobbiamo Dobbiamo vederci. Ma che su speriamo? Ok, hai ragione, già speriamo, allunghiamo ancora l'attesa. Però non posso fare una domanda Esatto. prima che... Ma solo se è una domanda, Pino. L'approccio con la... No, perché sai, la regia diceva finalmente si chiude perché lui ha fame e io invece no, ho mangiato prima, No, per no, cui sono tranquillo. no, io non mangio cipolla, quindi. Ma tu, no, ma è qua il nostro regista che ha fame, capisci? E io Ok. mi diletto a farlo restare Scusate, così. un piatto di croccantini... A tavolo 2. Senti, maestro, perché ora farò mandare un altro... Sì, ma sta domanda farò stasera falla. Farò mandare Ok. un altro pezzo di video. Lo No. puoi mandare e poi faccio la domanda, proprio un secondo di video. Sì? Sì. Sì. Io la vedrò fra... Ho visto una volta, signorina,
a una manciata di passi da me, di profilo. Ricordo la vostra pelle bianca, il collo esile, il volto sottile, i capelli raccolti. Sorridevate, annusando una candela. Vi ho cercata fra la gente. Quello stesso giorno vi ho tenuto dentro gli occhi fino a quando non vi ho persa dietro un portone. E poi vi ho attesa quella notte, come tutte quelle dopo. Ho atteso che veniste fuori sul balcone per respirare il mare, per guardare un pochettino d'azzurro, senza mai mostrarmi, soltanto per guardarvi in segreto, immaginando il bianco delle vostre lenzuola, immaginando voi con gli occhi ancora chiusi, il viso sul cuscino e una smorfia di sorriso sulla faccia. Vi ho aspettata, signorina, e continuo ad aspettarvi. Lo sole è già spuntato in tra l'umare e voi, biduzza mia, dormiti ancora. Allora, maestro, il tutto... L'hai visto già intanto? No, ancora non è arrivato. No, l'ho visto perché ho girato il telefonino. Ah, Ok, perfetto. Allora, sei E intelligente. dal pure. telefono io lo vedo in tempo reale. In questo momento sta cominciando Va Lorenzo a bene. cantare nel video. Ok. allora, visto che tu parli molto di sicilianità, ho visto questa sera che proprio sei Sì. entusiasta di dire la sicilianità ai siciliani, l'approccio con la musica siciliana da parte tua. Cioè, che rapporto hai con la L'approccio musica con la parte siciliana? mia- Io l'approccio che ho è un approccio molto, molto passionale, nel senso che hai messo in onda un video a cui io sono molto legato. Ti sono piaciuti questi testi che ha recitato Massimo Leggio, un grandissimo attore amico? Certo, se no li tagliavamo e passavamo direttamente al brano. Questi, come ti dicevo, sono scritti da mio fratello. Ah, Ok. io non osavo fare la domanda, ma ecco, Eravamo, siccome noi non abbiamo conosciuto tuo fratello, eravamo indecisi se fosse tuo fratello o no, intanto come persona Sì. fisica. Ok. No, questo che recitava è l'attore Massimo Leggio, che è un attore Eccezionale. meraviglioso, un grandissimo fratello. I testi di tutti gli testi. spettacoli sono proprio di mio fratello Michele. E là Ok. si è visto un giovanissimo Lorenzo Licitra. Sì, Lorenzo, Col che tu, quale io fra l'altro hai girato il mondo, sei stato in diverse nazioni. Assolutamente, stiamo girando il mondo, ci siamo fermati causa cipolla. va bene. Va bene, no, era la mia domanda era questa, cioè effettivamente che cosa... Ma tu dimentichi forse che lui è stato, vediamo se mi ricordo bene, perché io avevo tentato anche di inviare un brano. Tu pensa che io credo che Siciliano Tipussano, che è il nostro primo inedito, all'inizio Sì. puntavamo ad inviarlo al Festival della canzone siciliana, poi giusto quando abbiamo finito il No, brano noi... a me non è arrivato. No, ma infatti quando abbiamo finito il brano noi poi credo sia finito... Quando è finito il Festival della canzone siciliana? Quando non è stato più- 2011. E E noi noi nel abbiamo finito 2011. Siciliano Tipussano nel Nel 2011. Quando avevamo finito il brano ci hanno comunicato che comunque si sarebbe Ma era interrotto tutto il festival. preparato, Maurizio. Ma lui ha diretto tutti, credo, i migliori artisti e cantanti siciliani che hanno per 3 anni, è vero? Sì, 3 anni ho diretto l'orchestra al Festival della canzone siciliana. Poi E sei bene o male tutto il panorama siciliano me lo sono girato. E noi non abbiamo avuto questo piacere comunque di cantare questo brano diretto. Lo avremo. Va bene, Va bene, maestro. Va bene. Ok. Chiudiamo allora con questa notizia così bella. Clamorosa. Resta registrata, quindi Clamoroso dal Cibali. gliela manderemo continuamente su WhatsApp. Ah, la faremo tipo... Allora, stabilite voi il brano e lo facciamo.
Va bene, va bene. Aspetta, Questa Maurizio, è ma una tu capisci sfida. che stasera non si Quindi mi dorme? chiedevi, scusa, per chiudere velocissimamente, com'è il mio rapporto con la musica siciliana? È un rapporto di amore viscerale, cioè nel senso io non la reputo una musica tradizionale, non la reputo una musica etnica, ma la reputo una lingua e un colore musicale unico al mondo. Per questo certe volte io mi permetto e gioco anche con degli strumenti che non sono tipicamente siciliani, proprio perché penso che è talmente internazionale la musica siciliana che è un peccato suonarla solo con alcuni tipi di prodotti strumentali. Però questo non significa che vado contro a quello che è il folclorismo o l'etnia della musica. Adoro anche quello, però Assolutamente. non mi fermo lì. Considera che un po' quello che abbiamo fatto noi, non vogliamo rinnegare la musica folk o la musica tradizionale, ma portare comunque la musica siciliana con dei suoni più moderni serve a farla arrivare anche alle nuove generazioni. No, ma non capisco chi si lamenta e dice il contrario. Ripeto, Ti assicuro ritorniamo all'ignoranza. Sì, ma ti assicuro che è una lotta continua, noi, come dire, ne paghiamo un po' le conseguenze, ne abbiamo pagato un po' le conseguenze, però siamo ben felici della scelta che abbiamo fatto, quindi senza nessun rimpianto, senza nessun... Anzi, ci ha dato la possibilità di conoscere tantissime persone, vedi. Fra cui, ma assolutamente, fra cui te. Maestro, va bene, ci riaggiorniamo, allora vediamo se la prossima settimana se riusciamo... la prossima volta mi chiamate maestro, finisce che non ci vediamo più. Peppe, vediamo, allora parla con tuo figlio, con l'entourage, vediamo se ci sono i presupposti per 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, quello che ci vorranno quello che mettere riusciamo noi a tirare a disposizione e ci sentiamo presto. Con enorme piacere, io sarò sempre a disposizione e sempre spero nel vostro cuore come è stato fino adesso. Grazie, ciao. Ti facciamo tanto in bocca al lupo a te e a tutta la tua splendida famiglia. A presto. A presto, ciao Peppe. Grazie. Ciao. E allora, come tutte le belle cose hanno una fine, ma lo sai perché? Ma anche un inizio, perché se non finisce questa dire una cosa, stasera voglio proprio uscire fuori tutto quello. Ma esci, vai. Voglio esternare tutto. Se noi chiudiamo presto, perché guarda, sono ancora le 23 e 23 e 35 33 30. Tutta colpa della regia. Sì, la regia non regge. La regia non regge. Per cui noi dobbiamo dare un punto fermo, perché sennò lo mandiamo via. Sì, lo leghiamo, questa volta lo leghiamo, bisogna legare la regia. È possibile che... Ma io invece volevo ringraziare tutti gli ascoltatori, tutti quelli che non ci hanno ascoltato. E io ringrazio prima di tutto la regia. Anche la regia, che è sempre così benevola con noi. Ringraziamo la Eventi Service, che dall'anno prossimo, visto il Covid... Sarà 21. Il Covid-20, mi sa che l'anno prossimo sarà E21 Service, per un consiglio che noi diamo spassionatamente. Salutiamo nuovamente Radio Studio Delta Web, ringraziamo chi questa sera ci ha tenuto compagnia, Peppe Arezzo, Salvo Piparo. Terruso, Salvo Piparo. Doveva esserci Totò Cascio del Nuovo Cinema Paradiso, ma ha avuto un problema di collegamento internet, quindi lo faremo... Sì, ma ha detto che hanno smontato tutte le antenne per non fare il collegamento con noi. Prima. Sì. Vi auguriamo una buona notte, salutiamo anche Radio Liegi, Radio Prima Liegi in Belgio. Seguiteci sui nostri canali, mettete like sulle nostre pagine, seguiteci, iscrivetevi, perché ne abbiamo bisogno, aiutateci almeno così, per favore. No, Maurizio, non fare così, deve essere tassativo, iscrivetevi. Dai. Buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte.